Angela che si ribella, si è in ritardo, cosa? Oh. Mi tengo suon. Cominciamo a stabilire questo, che c'ho un sonno di pazzi e sto qua per voi, quando invece mi volesse proprio riposare oggi. Non facete bravo. Anzi, via. Stai fermo, ferma. Basta. Quante cose là fuori, una vita di studio, di suoni e rumori, di lezioni e iniezioni, di musica nelle vene, ma si sa che non segni se la prendi troppo bene. Allora insisti e resisti e capisci ed investi e ti muovi e poi resti e poi molli e fai cambi e poi saltano gli schemi. E Berlino e New York, sarà LA o Miami? Non conosci gli avversari nei compagni del futuro, vuoi giocare, vuoi segnare, ma il portiere non so duro. L'intuizione del 9 con i piedi del 10. Ti distendi ed attacchi e saluti gli amici, mentre vinci e convinci per bacco e per vinci, ci pensi e rifletti, in effetti non è il gol che tu aspetti a mischiare le carte, è il percorso del fluido e suonare ne è solo una parte. Come a Messico 86, tu rivali tutti come fece lui, e proprio come a Monaco life is life, e tu non ti arrendi, sospendi e riprendi, sorprendi, come a Monaco tu ballerai, e ancora la musica legarci tutti, come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconti coi fatti. È un'arte, una vita in disparte, che sei rock, sei forte, sei sempre in vacanza, il tuo ufficio è una stanza ma ci vai tutti i giorni, poi arriva il weekend, così parti e ritorni, come un gioco di gambe che ti fermi e riparti, una finta di corpo, manovra avvolgente, ma la vita non mente, lo fa la gente, disillusi o falliti, incazzati, pentiti, eruditi, tutti esperti e scienziati, sanno cosa dire, sanno cosa fare, questo non mi piace, questo non lo voglio commentare, e tu falli parlare, conosci il segreto, corri a farti notare, e se poi all'improvviso ti devi fermare, come arriva puntuale l'infortunio muscolare, pensi a quello che sei, a cos'altro sai fare, dalla tua mattonella non ti fanno tirare, naturale sei destro, that's right, and music just left by you still come a Messico 86, tu rivali tutti come fece lui, e proprio come Monaco life is life, e tu non ti arrendi, sospendi e riprendi, e proprio come a Monaco tu ballerai, ancora la musica legarci tutti, come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconti coi fatti, come a Messico 86, tu rivali tutti come fece lui, e proprio come a Monaco life is life, e tu non ti arrendi, sospendi e riprendi, sospendi, ma la Monaco tu ballerai, ancora la musica legarci tutti, come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconti coi fatti. Prova un tiro mancino e sorprendili tutti, lavori, ti impegni, raccogli i tuoi frutti, ricorda gli amici bellini che ci hanno creduto, quelli attenti e importanti non hanno taciuto, e ricorda il percorso, il sudore e le miglia, tutto passa e finisce, resta solo la maglia, resta pronto a cambiare, a studiare, a imparare, chi ti soffia la palla non è detto che poi andrà a segnare, allora tenta il recupero e spendilo un fallo, ci sarà un cartellino e speriamo sia giallo, e ora faccio una domanda come un giornalista vero, quanto è bello sto mondo né bianco né nero, è mai cambiato, e tu vivilo al di là del risultato, e tu non ti arrendi, sospendi, riprendi, sorprenditi. Boom. Perché poi se mi scordo di riaccendere il microfono è un macello assoluto. Le patatine addosso. Ragazzi miei, allora, ovviamente Angela scherzavo anche io. In realtà un pochino mi volevo riposare, però avevo stabilito l'inizio della live per, insomma, a cavallo tra il primo tempo. Artemius, io devo ringraziare Alessio, devo ringraziare Artemius Blow, dribblali tutti come fece lui, Dios, grandissimo Alberto, che mi ha detto in anteprima, e ve lo dico, che almeno un pochino, non dico tutti i rigorini, però quello là su Mertens
ci sta, guardiamoci nell'anima, signor arbitro, perché qua ne dobbiamo anche parlare. Insomma, adesso vi saluto tutti. Per aprire, l'avevo stabilita a fine primo tempo tra Inter e Lazio, insomma una partita che potrebbe essere divertente. Ci siamo guardati un pochino la Roma-Juventus, che è stato un macello assoluto, e anche di questo parleremo. Funziona bene, sì, funziona tutto bene, sì, penso di sì. Però ovviamente noi ci concentriamo anche sulle cose nostre, perché il Napoli ha vinto contro la Sampdoria e dobbiamo analizzare, dobbiamo parlarne, dobbiamo sapere le vostre impressioni, dobbiamo vedere di cosa si tratta, insomma tutta una serie di cose belle. Voi siete bellissimi, perché 180 like, cioè perché siamo la preventiva con dopo, cioè adesso siamo 200 persone, quindi possono anche salire, e ringrazio Alessio Marigliano per il supporto che non mi fa mancare mai. Grazie mille Alessio, e veniamo un po' a salutare tutti quelli, impossibile salutare un po' di persone, torno un attimo indietro, c'è Marietto, c'è Cosimo, c'è ovviamente Polli, c'è System Failure, c'è Vittorio, Navajo, Luigi, Francesco, Angela che l'abbiamo salutata, Giovanni, Davide, Gilles o Gilles a seconda, Luigi, Davide, Giorgio Mele, lo special Petagnon. Grande Giorgio. In effetti sì, Petagnone. La cosa sfiziosa è che non segnava dalla seconda giornata del girone d'andata e segna di nuovo alla seconda giornata del girone di ritorno. Sono 2 gol, sono pochi per un attaccante, però ricordiamo che in teoria è il terzo attaccante, poi Osimhen non ce l'hai mai, ricordiamoci anche questo, però sono 2 gol importantissimi, sono 2 gol che valgono 6 punti. Quindi diamo a Petagna quello che è di Petagna. Oggi, oltre al gol, devo dire, visto che me lo chiedete subito, Petagna ha fatto una grande partita, veramente una grande partita. E andiamo, Carlo, Chillua, Annarita, 200 siamo arrivati. Brava, bravissima Poli, benissimo, un abbraccio a tutti. Ancora un saluto a Levitan, Chieron, Vittorio Penza, Stefano Buonocore, Sergio, Jacopo, Antonio, patatine out, lo so, non si dovrebbe, però ogni tanto. Messico 86, il riassunto di questa partita. Vediamo un po' di cosa ne parlate. Inter-Lazio ovviamente per ora 1-1. Bastoni ha fatto un gol alla Fabian, veramente un sinistro chirurgico dalla distanza, veramente fantastico. E poi c'è stato un po' di farfallina di Handanovic, che è probabilmente forse l'unico punto, non dico un punto debole perché è sempre un top portiere, però se vai a chiedere agli interisti qualche dubbio su Handanovic ce l'ha. E su questo lancio lascia sul posto Skriniar, Immobile, va al contatto che poi non c'è perché Handanovic liscia la palla, liscia anche Immobile prova a toccarla, non la tocca e poi segna a porta vuota, quindi siamo 1-1 per ora. Allora, ovviamente molti mi state chiedendo, ancora grazie Vittorio, Giorgio Mele, in molti mi state chiedendo della partita Roma-Juventus, ovviamente ne possiamo parlare. Possiamo parlare insomma delle dichiarazioni di Spalletti. Io ho ascoltato un pochino, non tutto, però adesso mi faccio guidare da voi siete i miei padroni assoluti. Quanto state scrivendo, ma siete bellissimi, ma quanto state scrivendo, mamma mia. C'è anche Francesco, mi hai mandato un Instagram, dopo lo recupero amico mio. Di tanto in tanto qualche paperella lo fa, sì. Antonio, cominciamo a leggere. Allora, migliore partita di Petagna e attenzione, oggi invece di fare solo centroboa per far salire la squadra, si invola sulle fasce ad aprire le voragini per gli inserimenti o cross dalla fascia. Bentornato. Sì, Antonio, e mi è piaciuto anche il fatto che
Oh, benvenuto Marsco87, vedi? Vedi, bravissimo, perché poi compari qua finché non ne arriva un altro e sei protagonista. Sei protagonista, come diceva una canzone di Vasco. E sei protagonista, Coca-Cola, e sei protagonista. Mi è piaciuta l'alternanza, perché sappiamo che Petagna ama venire incontro e far salire la squadra, ma anche Mertens lo fa molto bene. Allora c'è questa alternanza, sì, uno è punta, l'altro è sottopunta, ma c'è un'alternanza assoluta quando il 4-2-3-1 è puro e non è un centrocampista avanzato come Zielinski che lo fa, che fa la seconda punta, che fa il sottopunta. C'era un'alternanza continua e sia Mertens che Petagna hanno fatto una grande partita. Mertens tutto di prima, Petagna invece di corpo, di fisico, che manteneva l'avversario a distanza e poi si girava e faceva salire la squadra. Veramente veramente molto bello, questo molto bello. Poi le cose di cui magari ci possiamo lamentare in una partita del genere è sicuramente che il Napoli deve chiuderla. È ovvio che uno può dire ma la potevamo pure chiudere con un rigore se ce ne davano uno, però non ce lo danno, quindi devi chiuderla tu, perché le occasioni ci sono state e qualche XG poi lo possiamo anche andare a vedere. 0,37 quello della Sampdoria, lo ricordo, è 1,5, una cosa del genere del Napoli, dopo lo vado a controllare. Allora, volano i messaggi e io ringrazio nel frattempo Tore Falanga con i pound. C'è una Londra assolata oggi, bellissimo, che ci ha fatto vedere agli amici del gruppo Telegram. Mettete un like per Petagnimovic. Mertens ha sprecato un po', ma come si fa a non perdonarlo? Bobotta top, Ramani cresciuto, sono satisfied. Anche io sono satisfied. Ci stanno tanti piccoli, se poi andiamo a prendere le prestazioni individuali, ci sono tante piccole cose buone da parte di tutti i giocatori. Noi ricordiamo che stiamo veramente sempre inguaiatissimi, che la panchina adesso si sta rimpolpando perché è arrivato Tuanzebe, buon esordio, è tornato Fabian che è tornato in campo ed è ottima questa cosa qui. Nel frattempo perdiamo Insigne e potrebbe essere non una cosa breve, aspettiamo ovviamente notizie più precise domani invece di dire stupidaggini, però siamo sempre lì. E poi a me piace dirvi una cosa tattica, ma magari uscirà con le vostre domande, non la butto lì, non la spreco così, Ciao Vale, Gulam alla seconda di fila, tutti a dire che la seconda è vero, la famosa frase fatta, bravissimo Alessandro, che la seconda è la più complicata. Come giudichiamo la sua prestazione? A me è parso addirittura in crescita rispetto alla Juve. Ti rispondo subito, metto questo messaggio così perché se non leggo questo mi sparisce. Anonymous, grande Napoli con mezza squadra, ne mancano 2 per finire questo mese, speriamo di recuperare un po' di giocatori. Ringrazio Anonymous e hai ragione, è proprio quello che stavo dicendovi. E anche Michele, fammelo recuperare. Aspetta, dove sta? Perché io devo macello, però come siete bellini. Ce ne frega di Ibrahimovic, noi teniamo a Petagno, Bobotta. No, devo finire di leggerlo. Stai qua, ok. Bobotta la grandissima, parole al miele per lui da parte di Lucianone. Sì, quelle le ho sentite e ha ribadito quello che alla fine aveva detto anche in altre conferenze, per la verità, la sua capacità di girarsi, queste piroette che fa. Oggi ho visto anche i controlli orientati di Bobotta, controlla la palla, se la sposta e nel frattempo a testa alta sta già scannerizzando dove deve andare, ci sta facendo vedere esattamente. Ragazzi, ascoltatemi bene, perché questa non è una cosa nuova. Noi abbiamo visto un Bobotta l'anno scorso fuori forma, che giocava pochissimo, anche perché fuori forma, quindi contemporaneamente così. Noi stiamo vedendo adesso esattamente il Lobotka che abbiamo visto negli highlights, quello quando stava in Spagna. Era proprio questo giocatore qua che si gira in un attimo e fa ripartire la squadra perché alza la testa. Allora se Luciano ha detto la stessa cosa, se lo pressi è capace che quello fa la piroetta e ti ha mandato a vuoto. Se non lo pressi e lo fai giocare, ha visione di gioco nel corto, quindi ancora una volta il paragone con Jorginho, è un bel giocatore,
molto molto bene. E recupero Alessandro. Come giudichiamo la prestazione di Ghulam? Allora, e su questo tu mi inviti a nozze per parlare un pochino di tattica. A me è piaciuto tanto, insisto però, no, devo ringraziare Vittorio Penza. Tuanzebe, appena arrivato gioca, Zanoli no, ma che li teniamo a fare se non li prendiamo proprio in considerazione? Attenzione, Vittorio è polemico subito. Amico mio, ma è proprio questo è proprio quello che io ho cercato di spiegarvi negli anni, insomma, in questi mesi. I giovani vanno aspettati, non li puoi buttare subito nella mischia. Se fossero pronti giocherebbero, gli allenatori devono fare delle scelte. Tuanzebe c'ha un'esperienza, viene dal Manchester United, c'ha l'esperienza del prestito, eccetera eccetera, sempre in Inghilterra. Sono giocatori pronti, sono giocatori che sanno come entrare subito in partita, hanno personalità, hanno esperienza. Non possiamo paragonare Tuanzebe a Zanoli, per quanto Zanoli potrà avere un futuro radioso, ma siamo alle primissime esperienze, quindi non dobbiamo avere né fretta né prendercela con l'allenatore che non li schiera, assolutamente. Aggiungiamo un'altra cosa, perché tu dici quello esce Ghulam, eccetera eccetera, è chiaro, ma Tuanzebe è centrale, che si può adattare come terzino, Zanoli nasce solo terzino. Tu dici ma quello poi è uscito Ghulam, ho capito, ma Zanoli terzino sinistro è comunque un adattamento, quindi non c'è bisogno in questo momento di fare questi esperimenti. Noi dobbiamo vincere le partite, dobbiamo vincere tutte le partite. Per Zanoli ci sarà tempo, e il fatto di Ghulam, riprendo sempre Alessandro Fiore, no, allora lo fate apposta. Cosa mi dici di Tuanzebe, del ritorno di Fabian, inoltre come fa a sostituire Lobotka con Fabiano Anghissà? Davide, ti ringrazio tantissimo. Alessandro, ti metto un'altra volta in stand-by perché bisogna dare soddisfazione anche a chi supporta il canale. Allora, sì, Tuanzebe per me è entrato bene. Ha toccato pochi palloni, però anche in impostazione mi è sembrato pulito. Poi c'ha la sua fisicità e quindi ci ritornerà utile anche se, capito, si fa la lotta finale, se buttano una pallata, eccetera, eccetera. Ma Sampdoria non è riuscita neanche a buttare una pallata. Poi non ha questi grandi, c'è Gabbiadini che è alto, però non ha questi grandi colpitori di testa, un Quagliarella, Caputo, e quindi non c'era manco bisogno. Però dobbiamo cominciare a vederlo e ci tornerà utile. Per quanto riguarda Fabian, ci tornerà utilissimo. Come si fa a sostituire Lobotka con Fabian Anghissà? Si fa, ragazzi, si fa. In questo momento con Anghissà indisponibile, Lobotka Fabian è un ottimo centrocampo, aumenta la qualità. Voi lo sapete che io con Demme arrizzo, però aumenta la qualità e aumenta la fisicità, perché Fabian ha quella fisicità che Demme non ha. A me sono piaciuti entrambi, sia Demme che Lobotka oggi sono stati doppio play, peperini, proprio motorini instancabili, mi sono piaciuti tantissimo, ma a livello di potremmo fare ma guagliamo sta staff, il fatto di Ghulam va benissimo, ha giocato bene. Io ho notato una cosa: non avendo Ghulam la possibilità di andare avanti e indietro come fa Di Lorenzo, in questo caso il Napoli ha fatto una scelta ben precisa e ponderata di spingere molto di più sulla destra, specialmente nel primo tempo, dove era Di Lorenzo, quindi la costruzione si è shiftata dall'altra parte, mentre di solito con Mario Rui si cerca di sfruttare le capacità di Mario Rui, che diventa molto interno, che giostra con i trequartisti, così. In questo caso dall'altra parte, con un Elmas che per caratteristiche si accentra, libera di più Di Lorenzo e Di Lorenzo va. Ghulam, avendo meno corsa in questo momento, in questa fase della sua carriera, e anche perché comunque gli infortuni si fanno sentire addosso e non c'è dubbio, può sfruttare il fatto che comunque è bello alto, e se deve fare un colpo, io ogni volta che nella reaction ho detto avere Ghulam, l'importanza di avere Ghulam è che quando loro hanno provato a fare i cambi di gioco con palla lunga per le ali, perché il 4-4-2 con le ali che si spingono, e Ghulam boom, boom, e le prendeva tutte. Quindi un po' più bloccato Ghulam, così quando c'è lo spazio può caricare il sinistro, che comunque è di grandissima fattura, e quello puoi avere tutti gli infortuni ma ti resta il calcio preciso. Quindi bene, quindi molto bene.
Ce l'abbiamo fatta, Alessandro. Andiamo a recuperare altri messaggi quando siamo in 300 e quindi siamo a 300 like. Siamo a 300 like? Non lo so. Non lo so. 2 presenze di Ghoulam in difesa compensano tutti gli errori di Mario Rui degli ultimi 3 anni. Ma poverino, Mario Rui che deve riprendersi anche gli errori di 3 anni fa. Sì, ma comunque Raff, questo è. Senza volercela prendere con uno e a esaltare l'altro. La questione è questa: Mario Rui ha questi limiti fisici, è colpa sua? No, ce la mette tutta, sì. Ha fatto comunque un inizio di stagione ottimo, sì, non possiamo fare finta che non l'abbia fatto, ha overperformato e lo ringraziamo perché ha stretto i denti che non c'era altro modo da fare. Benissimo, è chiaro che la presenza proprio fisica di Ghoulam si sente e non c'è proprio dubbio. 305 like, molto bene, e devo ringraziare anche Davide Fasone, ma bevo perché non lo sapete che una bella cosa per frudo.net un po', capito, come Spalletti, un pochino bevo e acqua, questa tazza, insomma, cioccolate calde, Davide ci dice: un Napoli di seconde linee per gioco è un'ottima squadra, dobbiamo restare a 5-6 punti dalla vetta per fine marzo, coi top ci sarà da divertirci. Quindi tu parli di vetta, non parli di dietro di noi, cioè 5-6 punti dalla quinta, che pure sarebbe importante, perché ovviamente, ragazzi, noi ci siamo esaltati, perché poi ci siamo dovuti guardare Roma-Juventus per forza, perché tu con i 3 punti con la Sampdoria hai risposto all'Atalanta che si è imposta con goleada e ha fatto i 3 punti, il Milan si è imposto con il Venezia e quindi non è cambiato niente, vediamo adesso cosa fa l'Inter. Però non abbiamo recuperato punti sul Milan, non abbiamo recuperato punti sull'Atalanta e speravamo fino all'ultimo, quando abbiamo visto specialmente il gol di Pellegrini su calcio di punizione, splendido, incredibile, bellissimo. Tanto che io ho detto agli amici, Pellegrini dovrà prendersi in mano l'Italia con la sua qualità, perché se perdi Chiesa, che a quanto pare l'infortunio sembra brutto, se Insigne adesso c'ha infortunio, poi si vedrà se verrà confermato da Mancini in nazionale, se sparisce un po', l'Italia si deve affidare all'attacco del Sassuolo, per quanto possa essere divertente, ma è poca roba in ambito internazionale. Sono giocatori molto interessanti, Berardi, Raspadori, lo stesso Scamacca, però non è Vieri, non è Inzaghi, non è Lewandowski, non è, cioè, l'Italia deve fare attenzione, perché altrimenti sia la Macedonia che il Portogallo ti possono fare scherzetti e sarebbe una tragedia sportiva. Quindi è successo questo, dopodiché la Roma si squaglia completamente e perde. Di conseguenza la Juve ci riacciuffa, non è che ci riacciuffa, resta tutto invariato, ecco, diciamola com'è, resta tutto invariato e dobbiamo continuare, come vi ha detto qualcuno, punto a punto, accettare la lotta punto a punto. Chiesa infortunio al ginocchio, speriamo il presente e il futuro dell'Italia. Esatto, Francesco, con sportività bisogna dirlo, perché è l'unico che ha comunque spunto, ha il gol nelle gambe, è uno che crea sempre dei pericoli e quindi per l'Italia è fondamentale. Ovviamente dalla dinamica dell'infortunio, vedere che a stento riusciva ad appoggiarlo a terra sembra una cosa, insomma, che ne avrà per un po' di tempo. Ringrazio, saluto Giuliano Iannone, grande Vale, sempre Forza Napoli. Una domandina: ma questo Fabian non più pubalgia, altra bufala dei media per destabilizzare? Amico mio, la pubalgia lo sai, non è una cosa tangibile e visibile, puoi averla e soffrirne di più e di meno a seconda dei periodi. Sicuramente gli amici che ne hanno sofferto me l'hanno detto. Potrebbe essere una bufalaccia, potrebbe essere vero e stare lì latente e ogni tanto soffri e ogni tanto no. Quindi non possiamo saperlo, perché non stiamo nella cartella clinica
di Fabian Ruiz? Speriamo di no, e speriamo di rinnovare, ragazzi, speriamo di rinnovare, perché dobbiamo sempre pure guardare un po' al futuro. Giulio Bizzona, prima di eventuali domande, Spalletti che dice il mio virus è il Napoli, goduria come per la rovesciata di AP37, che bella giornata, grande Giulio. Ovviamente me l'aspettavo questa, perché ha fatto il giro dei social questo titolo, perché poi Spalletti dà i titoli, lui non aspetta che i giornalisti si inventino un titolo, lui te lo dà, te lo consegna, no? Il Vesuvio, le cose, eccetera, eccetera. Vorrei che non esagerasse, perché se poi diventa scontato, nel senso, questa qua è un po', insomma, è detta un po' così, un po' sviolinante, però va bene. Finché va bene, finché serve a tenere legati i tifosi alla squadra, alla città e a se stesso, va benissimo, non è che lo attacco per questo. Deve continuare a fare il lavoro che sta facendo. Poi nello spogliatoio non è che sono sicuro, ne ho la certezza, che non è che al giocatore si mette a dire c'è il sole di Napoli, devi rispettare il mare che è bellissimo e la veduta dei tifosi che vivono questa cosa. No, lui con i giocatori parlerà di campo, gli dice quello che deve fare. Se poi a noi ci vuole dare dei titoli che sono comunque emozionanti sotto questo punto di vista, va bene, va benissimo. Non mi esalta, non mi impressiona nemmeno più di tanto, perché oramai l'abbiamo capito, l'abbiamo letto, Spalletti è così, è estroso, ha molte frecce nel suo arco da consegnare a livello comunicativo, non c'è dubbio. Max Allegri, cosa è successo in Roma-Juve? Semplicemente una partita rocambolesca che ti anticipo, molti diranno bellissima, cioè io ascoltandola qui dall'America, Paramount stavano tutti esaltati e che divertente e com'è bello la Serie A, eccetera eccetera. Per me invece è esempio di pochezza del campionato italiano. Per me è una partita dove si sono visti molti e molti limiti di entrambe le squadre che vanno affollate, che vanno a momenti nella partita e poi si distraggono e prendono gol. Insomma, la Roma si è veramente disunita, non di disunire, schisa, e si sono completamente disuniti e hanno preso poi l'imbarcatuccia. Dopodiché arriva anche il rigore, perché De Ligt è pallavolista nato e non c'è proprio dubbio, Salvatore Pengue lo sa, e quindi arriva il rigore, hai l'opportunità, fai pure il saltello Pellegrini, dopo quella punizione hai fatto il saltello. Se fai il saltello devi aspettare fino in fondo, e non è che quello si butta da una parte e tu gliela tiri proprio addosso. Quindi il rigore della paura, e poi pure sulla ribattuta scivola, e quindi succede così. Poi nel finalissimo Szczęsny fa un miracolo vero e proprio su Abraham, che la tocca la palla e quindi la sposta per prendersi il rigore, ma Szczęsny è bravissimo a uscire, a non toccare l'attaccante con il corpo e a toccare quel tanto che basta la palla con la mano. Veramente è stato un intervento spettacolare del portiere polacco, e quindi questo più o meno è successo con la Juve, che si va a mangiare questi 3 punti a Roma. E sono 3 punti pesanti che danno molto morale a tutto il gruppo. Segna De Sciglio. Io la battuta l'ho fatta, bastava togliere Allegri dalla panchina, è così, ma alla fine sappiamo che le decisioni comunque le prende lui. Allora, per messaggiare in diretta lo hai appena fatto, Valeria, l'hai appena fatto. Proprio così come l'hai fatto puoi riscrivere, e tra i tanti commenti spero di prendere anche il tuo, perché scorrono veloci ed è proprio velocissimo, mi dispiace, ma vorrei dare soddisfazione a tutti, ma è proprio difficile. Allora vado all'inizio, vado alla fine, ma insomma. Ha provato ad imitare Jorginho, lo so, ma è difficile, è meglio non imitare, tirate forte decisi, questa è la mia cosa, la mia idea. Comunque l'impatto col pallone della semirovesciata di Petagna ha avuto la stessa durata in una puntata di Olle e Benji. Sì, perché poi esce, non è che l'ha presa proprio bella piena, di collo pieno, piede, di collo così, e quindi
forte, ha preso pure quella traiettoria a pallonetto, cioè toccata di punta, quindi piano piano, e poi è stato surreale perché tutti i giocatori della Samp si erano fermati in attesa di una decisione, di un probabile rigore, perché anche lì Mertens c'è un contatto con Mertens che chiede all'arbitro non hai visto niente eccetera eccetera. C'è stato quel momento di panico, forse anche i giocatori della Samp pensavano al rigore e quindi si sono fermati, erano già pronti per andare a protestare, insomma tutta la trafila, e invece la palla scorre là e Petagnone si coordina e beffa il portiere, veramente proprio così. L'ha tirato proprio brutto, Szczęsny stava infatti veramente grave, veramente gravissimo. Si aspetta, sì, pure secondo me. Juan Jesus, una piacevole sorpresa, non capisco perché era così mal visto a Roma e a Milano, non lo sappiamo, amico mio, può essere pure che sul lungo poi escono una serie di difetti che te ne accorgi, e noi ci abbiamo messo un po' per dare un giudizio definitivo, per esempio su Manolas, poi ci sono fasi, ci sono ambienti dove ti trovi meglio, ambienti dove ti trovi peggio, fasi della tua carriera. Per ora quello che sta facendo Juan Jesus è dignitoso, ci sta piacendo, alcune partite molto molto bene, altre non benissimo, ricordiamoci anche quella non benissimo, però oggi ancora una volta in gol è stato pure sfizioso, che ha detto ma al terzo che mi annullano me ne danno uno buono, e speriamo bene. Valeria, non ti preoccupare, vedi, ti ho beccato, sono un po' impedito, ma non ti preoccupare. Al di là della prodezza di Petagna, nessuno si è accorto che Ciro nel frattempo distraeva la difesa chiedendo il rigore. No, questo stavo dicendo, proprio questo. Ovviamente non è di proposito, perché lì in quel momento lui vuole il rigore, perché si è sentito toccato e vuole il rigore, certamente non è una tattica, uno schema anche questo, si può fantasticare. Però è proprio quello che è successo nella dinamica dell'azione, proprio veramente bene. Prima partita davvero demme. Mi piace, Alessandro, questa considerazione. Forse anche un pochettino meglio di Lobotka, che ne pensi? Penso che lo diciamo io e te, Alessandro, e nessun altro al mondo, perché Lobotka adesso si prende, ed è anche giusto, i complimenti di Spalletti, perché a domanda risponde. Se gli avessero chiesto i DM probabilmente avrebbe detto cose simili. Un bello spunto è anche magari rivedere la partita, per chi lo possa fare, non lo so, con le vostre piattaforme, rivedere la partita senza telecronaca e vedere come Spalletti continuamente dà consigli, richiama, dà delle disposizioni così, proprio come faceva anche Gattuso, cosa anche questa che era stata molto criticata, e invece con Spalletti tutto a posto. A me va bene perché, vi ripeto, Gattuso è il passato e quindi non ce ne frega più nulla. Adesso tutti schierati con il nostro allenatore per la nostra squadra attuale, presente e futuro. Il passato è passato, però ci sarebbe anche bisogno di coerenza, no? Se ti dava fastidio il parlare troppo, ti deve dare fastidio il parlare troppo anche di Spalletti. Invece vabbè. Comunque sono d'accordo, a me Demme oggi è piaciuto molto molto molto. Per me partita, entrambi prendono lo stesso voto, però essendo Demme in crescita e Lobotka cioè sta continuando le buone prestazioni, mentre Demme è in crescita, lo ha raggiunto, mi fa piacere che tu lo sottolinei. Ciro, che bel nome, tra l'altro, che bello avere un terzino sinistro, avevo dimenticato com'era giocare in 11, chissà che carriera avrebbe potuto fare, ti amiamo Fausi. Sì, questa cosa non mi piace l'inizio, ti dico la verità, l'inizio del tuo messaggio non mi piace, perché è tranciante, ghigliottina, eccetera, eccetera. No, però il finale sì, è chiaro che Ghulam sembrava uno di quelli destinati ai top club. Probabilmente ci rimane anche per il fatto della sua sfortuna per l'infortunio. È andata così. Ghulam è anche un uomo di spessore e di livello, quindi merita tanto affetto da parte della tifoseria. Quando la squadra sarà al completo, Insigne deve andare in panchina rispetto alla sua scelta, ma deve cedere la fascia. Nicola ovviamente la tocca piano, ma come alla fine l'ho toccata piano io sono con te, Nicola. Sarebbe carino, sarebbe un gesto distensivo nello spogliatoio, non che ci siano problemi in questo momento assolutamente, però
È un gesto che a me piace in generale, perché comunque molti ci sono rimasti male. Avere un capitano che sta per lasciare è comunque una roba complicata. Non credo ci sia dubbio che Insigne farà del suo meglio, come ha sempre fatto, ragazzi. Non è che Insigne qualche volta non si è impegnato. Questo sarebbe disonesto dirlo. Si è sempre impegnato, alle volte con ottimi risultati, alle volte con risultati meno esaltanti, e non c'è problema, sono umani, tutti i giocatori sono umani. In questo momento dobbiamo farne a meno, probabilmente per infortunio, quindi la fascia se la gireranno un pochino Mertens, Koulibaly se dovesse tornare prima di lui, Gulam, Zielinski che pure è stato un capitano di livello, e questi senatori che ci sono rimasti. A me va bene così. Se poi lui decide di fare il colpo di teatro e cedere la fascia in corsa, potrebbe essere una cosa che io apprezzerei tantissimo. Ah, vedi? Dovete ascoltare a Vittorio Penz. Dovete ascoltare a Vittorio Penz, perché Vittorio Penz va di qua e di là, fa un po' PayPal e un po' super chat. Leggete. Sono consigli. Sono consigli. Tra l'altro il gruppo Telegram degli abbonati adesso oramai è fuori controllo, perché ci sono dei personaggi straordinari di un colore proprio il colorito e oltretutto molto loquaci, cioè veramente non si sta più tranquilli. È come avere il canale Caffè Napoli sempre aperto 24 ore su 24, perché c'è sempre qualcuno che parla di qualcosa, informatissimi tutti sulle ultime novità. Io oramai non devo aprire più blog, non devo cercare nessuna app, così sul canale, canale degli abbonati di Caffè Napoli arriva subito la notizia prima degli altri. Sono fortissimi, quindi veramente non lo dico perché veramente. Allora Mertens mette un'aura in grado di migliorare del 20% chi lo circonda nel raggio di 25 metri. Secondo me non hai torto. Secondo me non hai alcun torto. Ciao Xavier, rimango sempre male quando a Politano non gli riesce la giocata dell'allungarsi la palla in avanti spiazzando il marcatore. Rimango sempre, è uscita, ma se riusciva, lo so, ma perché questa è una di quelle cose belle, no? Quando il mancino naturale decide di andare col destro, e quando gli riesce veramente mette in difficoltà perché non sai dove prenderlo. E oggi è arrivato anche al tiro col destro, è uscita di poco fuori, è uscita una sorta di tiro cross che però Politano ce l'ha, deve puntare, può stare largo, può stare più interno, quindi questa differenza crea più soluzioni nello sviluppo del gioco, non c'è dubbio. E ringrazio anche Manu Avvisati. No, ma c'era prima. Prima devo ringraziare Franco Della Mura con un super sticker che vedete solo voi in chat. Io non lo vedo, ma lo apprezzo. Grazie mille Franco. Anche quelli sono pound, a quanto vedo, quindi grazie mille. E ringrazio Manu. Questi sono non lo so come si chiamano, ma sono brasiliani. Sono a lavoro in ospedale in mezzo a sto maledetto virus. Vaccinatevi tutti amici bellini. Petagnone e Bobotta molto tecnico, ve lo aspettavate? L'anno prossimo vice capitano Rachmani. Aspetta, fammi bloccare questo messaggio perché Anonymous ha sopportato, ma non c'era messaggio, quindi ringrazio l'Anonymous che per rispettare l'anonimato, io non lo so, ma poi magari mi potete dire, eccetera, può essere che mi uscirà, non lo so. Un bacio. Ringrazio Dumbo. Mi metto a piangere. Dumbo non lo sapete, qualcuno lo può sapere, pochissimi di voi lo può sapere. Benvenuto anche Omar Domina. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti, ragazzi, siete straordinari. Riprendiamo Manu. Ve lo aspettavate? Sì, ce lo dovevamo aspettare Manu, perché avevamo visto quante cose buone dagli highlights. Poi ovviamente gli highlights non sono tutto, ti devi trovare, devi performare, devi stare bene in forma, devi avere la fiducia dell'allenatore, dei compagni, eccetera eccetera. Devi anche non trovarti giocatori più forti di te davanti,
perché era anche complicato puntare su un Bobotta di base quando hai Fabian che comunque fa quello che fa e c'ha pure fisicità, e Dem stava giocando sempre bene. Poi si puntava su Bakayoko per avere un po' più di fisicità a centrocampo, scelta discutibile sicuramente, ma quando tornerà Anghissà vedrete che Anghissà Fabian fanno quella coppia che tutti gli allenatori vorrebbero. È importante averli tutti, è importante averli tutti, ragazzi, proprio perché capitano periodi come questi. Devono essere tutti pronti, tutti in forma, tutti sul pezzo, e poi te li puoi gestire, te li puoi scambiare. Sì, è proprio così. L'anno prossimo, vice capitano Rachmani, cosa ne pensi? È presto, però Rachmani sta facendo un'ottima stagione, si è preso la titolarità, non la molla più, molto molto bene. Allora, Valeria, va bene il politically correct con Insigne, ma allora cosa dobbiamo pensare di Mertens, che ha già detto che lui rimane qualsiasi sia? Aspetta Valeria, Mertens non ha detto questo. Mertens ha detto che lui è felice di rimanere e vuole rimanere. Non so se ci sono nuove dichiarazioni che non ho sentito, ma non credo che si possa essere così definitivi con le scelte, perché Mertens è praticamente a fine carriera. Secondo me a lui farebbe piacere chiudere qui, fare ancora altri gol, rimanere nella storia per sempre, che poi è difficile togliergli quel record a Mertens. Qualunque sia la proposta della società, significa due cose: la società potrebbe non proporre niente, potrebbe anche non proporre niente, perché poi non lo puoi mortificare, gli dai 500.000 euro a Mertens, lo mortifichi e non va bene. Se forse gli propongono quello che avevano proposto a Insigne per un anno, Mertens potrebbe accettare tranquillamente. Dopodiché lui ha detto tranquillamente: se non dovesse andare bene, queste sono le ultime dichiarazioni che ricordo, me ne andrò con il sorriso, sono stato benissimo così, la vedo così. 2-1 Inter, chi ha segnato? Lo scudetto è mai segnato? Io credo che non c'era mai, ma anche se perdesse oggi con la Lazio, Agnello, anche se oggi la Lazio improvvisamente boom, cambia il vento e vincono, comunque uno scudetto lo può perdere solo l'Inter, secondo me, non c'è dubbio. Sì, Lucio, io ho mandato benvenuto Anthony Noletta, siete forti oggi con le iscrizioni, bravi, bravissimi, benvenuti. Ricordate che è sempre martedì e che io sono Valerio Fluido da New York. Ho lanciato il link, spero che ci possa essere. Lo sapete, Guido comunque è molto impegnato con tutto il lavoro che fa, che vi mette a disposizione ogni volta. Speriamo che possa passare a salutarci. Allora, volano tutti i messaggi. Versati la rosta, questa è un'ottima domanda anche questa, va bene. Allora, buonasera, oggi Decibel Gellini Bellini nell'elencare la formazione per la prima volta non ha detto il capitano. Questo è un dettaglio, anche se io credo che ci sia amicizia, non lo so, non la commento questa cosa perché non la so. Un giorno Decibel Bellini ci farà l'onore di accettare un'intervista, lui mi ha risposto in passato e vediamo se lo possiamo portare e facciamo lo scoop. Potrebbe anche essere. Dobbiamo tenere questa classifica e poi vediamo quando recuperiamo tutti i calciatori che ci mancano. Certo Luigi, senza dubbio. Bene così, bene nuovo acquisto, poco Stefano, abbiamo visto poco, non possiamo giudicarlo, un buon impatto sicuramente, è anche bello impattare quando ha esordito Tuanzebe nel Napoli sulla vittoria con la Sampdoria. Sono cose che comunque fanno bene al gruppo, inizia con un sorriso, inizia con giocatori che si abbracciano in un gruppo sereno, queste sono cose importanti. Ha messo il suo zampino, ha controllato, la Sampdoria purtroppo non è stata come si dice, una prova probante, perché comunque sono poca roba, ragazzi, dobbiamo dirlo con tutta onestà, però bene così. E bene anche Nicolò Agnone. Pensi prenderanno qualcuno per il posto Insigne? Non lo so, amico mio, non mi sembra il Napoli in grado in questo momento, viste le ristrettezze economiche, visto perché ragazzi noi cediamo Manolas e prendiamo uno in prestito
quindi non credo il Napoli si può, e tu lo devi comprare, quindi il Napoli era solito almeno comprare a gennaio, poi magari li lasci dove stanno e arrivano a giugno, vedi alcune operazioni tipo Rachmani eccetera eccetera. In questo momento ci sono delle ristrettezze e penso che il Napoli non faccia delle mosse di mercato se prima non è sicuro di entrare tra i primi 4 che ti garantisce almeno quell'entrata economica. In questo momento secondo me il Napoli sta pensando Insigne se ne va, noi facciamo crescere Elmas, abbiamo un As, abbiamo Lozano, abbiamo Politano. Secondo me questo è il pensiero del Napoli e vi devo dire la verità, non è nemmeno un pensiero troppo sbagliato, vi devo dire la verità. Omar, ti abbraccio tantissimo, che bello. Imma e Omar, vi abbraccio entrambi ragazzi, benvenuti entrambi, freschissimi proprio, siete freschissimi, vi vedo. C'era anche un altro messaggio che mi era sparito, eccolo qua. Niente, mi spariscono tutti, va bene. Lazio 73esimo, ancora tutti e 11 in campo. In che senso? Stanno picchiando? Cioè, ci dovrebbe essere qualche come si dice? Qualche espulsione, non lo so. No, amico mio, no, non ci siamo. Bravo, il finale, capito? Potrebbe essere la cosa. Simone, perché allora Anthony è uno dei miei giocatori preferiti. Io non lo conoscevo, guardai una partita dell'Ajax 1 anno e mezzo fa, dissi mamma mia, dovrebbe ancora esserci, perché noi mi pare stavamo guardando Tagliafico, cioè guardammo l'Ajax per guardare Tagliafico perché si parlava sempre del terzino sinistro Tagliafico eccetera eccetera, e io mi innamorai di Anthony. Come sono innamorato io di Anthony, mezza Europa si è innamorata di Anthony, quindi siamo in ritardo per quei giocatori là. Coutinho, roba di 8 milioni netti a salire, impossibile. Everton nemmeno, manco nemmeno sentito come notizia, ma non possiamo puntare a queste cose qua ragazzi. Noi possiamo sperare in colpi alla Osimhen, che comunque guadagna tanto, futuro radioso, ma perché è giovanissimo te lo puoi pigliare. Ma i giocatori già affermati che vengono al Napoli, che quindi già affermati significano che chiedono un certo ingaggio, è difficile, proprio difficile. Tasso realizzativo bassissimo, però belli da guardare, ma li devi sfondare la rete poi. E poi sì, i patemi al 93esimo, è chiaro. Questo è giusto, Ottavio. La Sampdoria non dimostrava di avere forza di crearci pericoli tantissimi, però c'è stato un tiro finale dove Juan Jesus si è immolato e l'ha respinto. Magari quel tiro finiva nell'angolino imparabile e noi non possiamo rischiare tutto questo, quindi giusto sottolineare che con il tasso realizzativo basso rischi sempre qualcosa, è giusto così. E ringrazio pure Enzo, il messaggio è lungo quindi bevo. Vale, non so tu, ma che bella tazza. Enzo lo sa perché Enzo l'ha presa sul fluido.net. Non so tu, ma Ciro Sottopunta mi entusiasma, secondo me velocizza di più la manovra rispetto a Zielinski. Bobotta mamma, sarà duro lasciarlo fuori quando torneranno tutti. Un bacio Enzo, Internos League. Secondo me il problema Bobotta non si porrà perché dobbiamo alternarli tutti, anche se ci mancherà per un bel po'. Fabian deve entrare in forma, adesso Fabian dovrà giocare per rientrare in forma, quindi magari non se la fa tutta, possiamo alternare con Demme così. Il problema abbondanza non ce lo creiamo proprio, amico mio, non c'è problema. Ciro Sottopunta, entusiasma anche me, velocizza, ma anche perché Ciro sta in forma, sta proprio caldo, lo vedo proprio caldo, continua a prendere botte incredibili, ma è velocissimo, si gira in un attimo e ha sempre un'idea. A me Zielinski piace, mi piace proprio stilisticamente, con come accompagna con il pallone, come si gira il dribbling, mi piace tantissimo. Vanno bene entrambi là, secondo me dove peschi bene, però Mertens non c'è alcun dubbio. A vedere come ha giocato oggi il Napoli senza Osimhen, Lozano, Koulibaly, Anghissà, Fabian, Ruiz, Zielinski e Insigne, mi viene quasi un senso di onnipotenza, e questo è l'errore da non fare. Raff, questo è l'errore da non fare, perché
senza Lozano, anche con Lozano, con Koulibaly. Immagina le partite che abbiamo perso con Osimhen, Lozano, Koulibaly, Fabian, magari non c'era anche ne abbiamo anche perse con loro. Non ti devi far venire nessun senso di onnipotenza, perché questo è uno dei difetti che il Napoli potrebbe mostrare, e quando l'onnipotenza poi diventa presunzione, vabbè, tanto il gol lo facciamo, va bene così. Non va bene. Pairetto aveva espulso per errore. Ecco, ok. E mi sa che devo ringraziarne un altro, che lo ringrazia Polli, perché Polli sta comunque sempre sul pezzo, ma l'avevo visto, eccolo qua. Pausa di 30 minuti approfittata alla grande, guardando un po' di live. Ne approfitto per dirti che è meraviglioso vedere tutti questi iscritti, te li meriti tutti. Grazie mille Manu, sei dolcissimo, buon lavoro, torna a lavorare, ci vediamo presto dove sai. 20 like ragazzi, 400, dai, datemi questi 20 like, lo so che ce li avete in tasca, controllate bene, vedete un attimo. Dai ragazzi, dai, perché poi non è che uno, il Napoli comunque ha vinto una partita, quindi era la Sampdoria, abbiamo capito, ma noi abbiamo paura delle piccole, quindi forza, i like. Stefano, perché ti preoccupa la vittoria della Juve? Io lo so perché, perché sai, perché capisci, perché intuisci, perché stanno là ragazzi, e perché Guido ve l'ha detto, il Napoli deve accettare di lottare punto a punto. Tutti lo abbiamo detto e pensato almeno una volta: se lotti punto a punto con la Juventus ci rimani male, perché l'abbiamo visto l'anno scorso quasi per scaramanzia, lo dicevamo, ed è proprio successo. Di conseguenza la paura c'è ed è forte, perché una squadra del genere che non va in Champions League è un fallimento troppo grande anche a livello economico. Poi oggi se la sono cavata, però sul 3-1 era Allegri out, diciamo la verità, era un Allegri out generale, l'ho visto nel nostro gruppo, ma era una sensazione generale. Non possono permettersi di cacciare Allegri, hanno fatto un contratto lungo, hanno dei giocatori che devono recuperare. Dybala non ha firmato il contratto di rinnovo, se ne parla sempre, non succede mai. E Chiesa, puntano tutto su Chiesa e devono sostituire Ronaldo in qualche modo. Insomma, è una situazione complicata per la Juventus, con un Inter così tosta, con un Milan che si fa sotto, con un Atalanta che non molla e con il Napoli che sta lì come un pagliaccio che potrebbe creare difficoltà. È tosta. Ecco perché ti preoccupa la vittoria della Juve, perché leggi tra le righe. Una mano dal cielo ha permesso simbolicamente il passaggio di consegne della fascia. Beh sì, in effetti è già accaduto, ma è solo momentaneo, perché Mertens non farebbe mai una cosa del genere di sua spontanea volontà. Speriamo tutto ok per Lorenzo, te l'ho detto, dobbiamo veramente aspettare, però quando ti fai male da solo ragazzi non è mai una stupidaggine. Lo strappo è lo strappo, l'inguine magari è meglio di un altro muscolo, non lo so, però sono robe fastidiose. Luca ha un sogno, che i 60.000 che andrebbero allo stadio in situazioni normali iniziano a seguire e ascoltarti, sei l'unico che potrebbe far alzare il livello. Bellissimo messaggio Luca, io ti ringrazio. Ovviamente è impensabile, improponibile un'idea del genere. Secondo me possono esistere 60.000 so assai, però secondo me possono esistere, ecco, già 15.000 è un numero di persone che vogliono dire la loro, che vogliono andare nel profondo, che non si accontentano più, ecco, della solita solfa. E un po' è la solfa, quella là di certa stampa, che è una solfa, diciamoci così, è proprio una solfa. Siete sempre i soliti, dite sempre le stesse frasi, oramai sono sdoganate, frasi fatte, e secondo me ci sono 15.000 persone, tra giovani tifosi e vecchi tifosi stufi, che vogliono avere questo approccio diverso, e io spero di darvelo con massima umiltà.
Poi ci saranno quelli simpatizzanti che possono passare, si possono divertire, che si possono godere le live, eccetera, eccetera. O semplicemente quando vince il Napoli mettono i like a raffica a tutti gli youtuber del Napoli. Va benissimo. 60.000 è proprio complicato, proprio per la natura del modo in cui lo facciamo, però veramente non ci interessa, perché quello che mi date in 11.000, molti altri con numeri più alti non ce l'hanno, quindi me lo tengo stretto così. La Salernitana sta espugnando Verona, ci spiegassero Salernitana-Verona, il Verona ci spiegasse la Salernitana, allora io devo vederla questa cosa con i miei occhi. Tra l'altro Bastoni ha segnato anche con lo Spezia, perché quello è il Bastoni che volevo io. 2-1 all'84esimo, pazzesco, interessante. Siamo all'85esimo, ragazzi, quindi tenete un occhio e fatemi sapere. Allora, Bobotta a tutti. Giusto, Ivan Doc. Sono entrato solo, avete parlato di Tuanzei per pareri, l'abbiamo accennato, ovviamente ha giocato pochissimo, è difficile dare pareri. Siamo contenti che abbia esordito con una vittoria e che non mi sembra un giocatore impacciato con il pallone. Sarebbe anche assurdo un giocatore comprato dal Manchester United che adesso sta facendo le sue esperienze essere impacciato, sarebbe stata una follia. Secondo me è un giocatore che ci ritornerà utile, che aggiunge fisicità, che al Napoli non manca non basta mai, perché poi siamo sempre quelli piccoletti. Grande Bobotta, grande Dem, ma sono sempre piccoletti. Bravo Insigne, bravo Politano, ma sono sempre piccoletti. E Unas è piccoletto, e Lozano è piccoletto, e Mertens è piccoletto. Quindi tutti questi piccolezze, Mario Rui è piccoletto, non ti possono portare poi a resistere sul lungo nel campionato difficile, insomma così. Purtroppo, ragazzi, la fisicità è importante ed è anche per questo che probabilmente Insigne finisce nel campionato americano e non ci punta nessuno in Europa, perché quello poi è il suo limite, perché poi Insigne è un bravissimo calciatore, però c'ha questo limite ovviamente del fisico, che se devi saltare stai tu e Luca Toni e la piglia Toni di testa, non la prende Insigne. Questo è poi alla fine. Allora, vediamo altri messaggini. Giocano proprio male, sono bruttissimi da vedere. Penso si riferisca ad altre squadre, e molte ne abbiamo viste che giocano malucce. Guido disse: un posto a quelli là nei primi lo conservano sempre, e anche noi sappiamo che è la verità. E purtroppo, Mario, è un pensiero che è difficile sradicare, perché poi l'abbiamo visto come nella storia, è proprio storia. Quindi io, una cosa che ripeto sempre agli amici dell'Atalanta che ogni tanto vengono, all'amica Franci Loca: siamo io e te, Franci, siamo Napoli e Atalanta, ce la dobbiamo giocare noi due. Chi sarà più continuo e chi sarà in grado di imporsi, secondo me lì si giostrerà la cosa. Purtroppo è così. Se poi riusciamo a lasciarceli indietro, se steccano qualche partita, se succede qualcosa in società, magari succede un miracolo, però io la vedo sempre così. Bisogna fare subito un nuovo contratto a Di Lorenzo. Io penso che Di Lorenzo sia stato uno degli ultimi rinnovi. Giuffrida parla sempre, come no? No, io penso che Di Lorenzo sta a posto. Dobbiamo fare il rinnovo a Fabian. La prima cosa è fare il rinnovo a Fabian e poi capire. Ospina, capire, perché poi mi pare che si parlava del rinnovo di Meret. Sospetta rottura del crociato, purtroppo, Mario, così ci è sembrato anche dal vivo. La Roma in difesa è un disastro e non c'è dubbio. A mio avviso, ha detto bene del genere, questo Napoli gioca troppo meglio della Juve. Sì, giochiamo meglio, ma storicamente è così. La Juve poche volte negli ultimi anni ha giocato bene, perché con Allegri comunque avevano i risultati, avevano più specialisti e quindi svangavano partite brutte, ma non è che hanno mai giocato bene, però hanno sempre vinto e sono sempre stati avanti a noi. Poi è arrivato Sarri, non si è cercato di parlare, ma non si è visto sarrismo nella Juve. Hanno vinto, ma non si è visto sarrismo. Con Pirlo, un work in progress. Non gli hanno dato neanche il tempo di farlo, ma comunque Pirlo, giovane allenatore, non gli hanno dato nemmeno il tempo. Torna Allegri, non è che ti puoi aspettare che Allegri 2 anni di inattività diventa un filosofo del calcio. Giocheranno male, ma il giocare bene non ti garantisce punti.
purtroppo. Dopo Insigne anche Di Lorenzo ha richiesto dall'America da area 51 perché è alieno, perché non si può mantenere. Altra ottima partita di Lorenzo, fatemelo dire. Leggi tra le righe, esatto, perché tu leggi tra le righe. Allora, leggi tra le righe vuol dire che sono molto indietro con i messaggi. Avere Gulam. A quanti like stiamo, amica mia bellina? 11.000, vabbè sì, questi sono i cose, benissimo. Allora, sono volati la stampa e la TV, sono davvero ciò che dici, un portabagagli di frasi fatte e nulla più. È proprio così, amico mio, in molti siamo stufi, quello proprio pure per questo c'è la voglia, capito, di cambiare. Vediamo se succederà. Allora, 428 non c'è male, grazie Vincenzo. Secondo me a Bobotta manca un po' di verticalità, che ne pensi? Lo vedremo quando avrai Osimhen in campo con Bobotta, se ha verticalità. In questo momento non era neanche quello che gli stava chiedendo Spalletti, perché Spalletti, lo abbiamo sentito a viva voce, chiedeva di far girare il pallone in orizzontale per stanarli, perché non ti davano profondità, quindi non c'era nemmeno tanto il passaggio in verticale, perché Mertens magari si può buttare, con Petagna che viene si può buttare Mertens, però non c'era questo passaggio oggi. Spalletti chiedeva di farla girare in orizzontale proprio per fargli perdere punti di riferimento. Quando tornerà Osimhen e vediamo Bobotta con Osimhen, vediamo se c'ha pure il lancio verticale. L'abbiamo visto poco in effetti. Allora, sinceramente io credo che a livello tecnico il Napoli è inferiore solo all'Inter. Piano, abbiamo dimostrato Milano e Torino che siamo tatticamente superiori, però perdendo con Empoli si conferma poco mentalmente. Esatto, ma tu devi fare sempre, capito, a livello tecnico Napoli inferiore all'Inter. Possiamo mai analizzare le squadre? Perché per questo quando si fanno poi le griglie devi mettere tutto sul piatto. Tu dici tecnicamente siamo superiori, non lo so. Io ti posso anche rispondere che magari tecnicamente l'Empoli è più interessante del Napoli, oppure il Sassuolo ha giocatori più tecnici del Napoli. Il Sassuolo e l'Empoli possono, per esempio il Sassuolo si è imposto contro l'Empoli, ha già fatti 5 gol, possono competere per un posto in Europa? No, perché gli manca tutta una serie di altre cose, gli manca esperienza, gli manca il percorso, gli manca essere rispettati dagli arbitri, eccetera eccetera. Mettendo tutto sul piatto, capisco quello che dici. Credo che il Milan comunque lo devi considerare, anche a livello tecnico. L'Atalanta la devi comunque considerare. Magari sono un po' più fisici l'Atalanta rispetto alla tecnica, ma sono poche cose. È chiaro che lì ci metti la mentalità, il fatto di essere sempre sul pezzo anche con le piccole che non le puoi steccare mai, essere un po' più rispettati dagli arbitri e dal palazzo, perché non ce lo possiamo dimenticare. Non ce lo possiamo dimenticare, sarebbe prendere un pezzo della narrativa e toglierlo, ce lo ricordiamo, ce lo vogliamo ricordare, ed ecco che si spiega più o meno la classifica che abbiamo. È proprio veramente naturale, naturalissima. Spiegatemi Verona Salernitana, è finita? Hanno vinto? Ha vinto la Salernitana, complimenti alla Salernitana. Noi facciamo i complimenti alla Salernitana, anche se sono venuti a dire godo quando perdevamo con altre squadre. Un Salernitano che viene a Napoli a dire godo quando perdiamo con un'altra squadra. Mi sono un po' a livello. Io invece faccio i complimenti alla Salernitana. Buonasera Anna. Pogba, Messi, Ronaldo travestiti da Petagnone, tutti insieme. Perché c'è fisicità, c'è tecnica e c'è senso del gol. Fisicità, tecnica e senso del gol. Che meraviglia. Ciao Claudia. Secondo te stasera si poteva vincere con un margine superiore? Senza dubbio. Visto la partenza di Insigne il prossimo anno, prenderesti un attaccante con maggiori percentuali di finalizzazione? Senza dubbio sì, lo prenderei. Non so se il Napoli se lo può permettere e se lo vuole fare. Sicuramente io ti dico una cosa, dobbiamo capire che, qual è il vero Napoli? La domanda fatta, la frase fatta, qual è il vero Napoli? Qual è il vero Lozano? La domanda che vi faccio io, perché abbiamo visto un Lozano incerto, non sempre continuo, però giocava anche di meno con Ancelotti, con Gattuso male all'inizio, molto bene dopo. Adesso stiamo vedendo un Lozano così e così, infortunio che veniva dal Messico, un po' di complicanze. Dobbiamo capire se su Lozano tu ci punti o no, perché se ci punti
tu sostituisci sostituisci Insigne con la coppia Lozano-Elmas, per esempio, oppure solamente su Elmas, punti forte su Elmas, è giovanissimo, gran fisico, mentalizzato, gol nelle gambe perché Elmas ce li ha, e ci punti forte, stai puntando sulla stella della Macedonia, perché è la stella della Macedonia e può fare una carriera alla Pandev, ci stai puntando forte. Dall'altra parte c'hai Politano e c'hai Unas e c'hai queste due coppie. Secondo me il Napoli questo discorso lo sta facendo, taciturno, ma lo sta facendo. Bologna, Salernitana, Venezia, opportunità o illusione? Francesco, sicuramente un'opportunità. Vittorio pensa: il Napoli per rosa e gioco deve andare assolutamente in Champions, Juve e Roma non si possono proprio accostare. Allora, la Roma è lontana sicuramente, non solo per gioco ma anche a livello di punti. La Juventus sta là, ragazzi. Io mi rendo conto, voi dite Juventus gioca male così. Juventus giocando male ha vinto gli scudetti. Non vi potete, non possiamo reclamare un posto in Champions perché giochiamo bene a calcio. Purtroppo, altrimenti gli scudetti, noi per tanti anni abbiamo giocato bene. Purtroppo non basta. Questo pure potrebbe essere una verità, che Lozano gioca bene solo se ha le urla di Gattuso nelle orecchie, cioè sono urla personalizzate con quella voce e con quella intenzione, perché secondo me pure Spalletti urla e gli urla delle cose, ma gli serve Gattuso. Allora Gattuso alla prossima squadra si prendesse al ciucchi e diventerà una coppia indissolubile. Può essere 450, siete molto bellini. Il Napoli di oggi può battere il Barcellona a febbraio? Cristina, questa domanda non ha alcun senso. Abbi pazienza, non ha alcun senso. Noi dobbiamo alzarlo il livello delle domande. Il Napoli di oggi è un Napoli che non può battere né la Sampdoria, né lo Spezia, né la Juve, né il Barcellona. Abbiamo overperformato, grande partita. Dobbiamo vedere da mo' a febbraio chi siamo, no? Chi siamo il Napoli, chi siamo a livello di giocatori, che giocatori abbiamo, che giocatori possiamo mettere in campo. Ogni partita fa storia a sé, come al solito, e devi vedere anche il Barcellona come sta, perché il calcio è uno sport dove si gioca 1 contro 1, 11 contro 11, e devi vedere il tuo avversario cosa ha intenzione di fare. Io sono molto contento della vittoria con la Sampdoria, però dobbiamo ricordarci che la Sampdoria è stata veramente pochissima roba. È chiaro? Quindi non ti posso proprio rispondere su questa cosa qua. Stai facendo delle cronache, mi stai? Questo è proprio vero. Inter-Lazio è finita, quindi l'Inter, vedete, storto, morto, non lo so come hanno giocato nel secondo tempo. 3 punti. Via. Recuperano, che il Milan si stava già illudendo. Recupera. L'Inter la può perdere solo lì. I salernitani hanno il dente avvelenato perché hanno un porto migliore. Comunque mi fa piacere se non retrocedono, ma si tratta quasi di un miracolo sportivo. Possiamo escluderlo. Ovviamente succedono cose strane nel calcio. Vedi il Benevento l'anno scorso che erano ampiamente salvi e sono riusciti a retrocedere. Dovrebbe succedere una cosa del genere a 3 squadre. Per questo si rende ancora più complicato il miracolo. Però devono fare un finale sicuramente dignitoso, un pochino meglio di quanto hanno fatto all'andata, questo sicuramente. Tuanzebe titolare, Angela, secondo me sì, dobbiamo capire questo fatto della Coppa Italia, se viene spostata di un giorno. Da come ha parlato Spalletti mi sa che ci possono essere parecchi cambi, perché Spalletti ha chiarito che la Coppa Italia ci interessa come al solito, non c'è bisogno nemmeno di dirlo, che però dobbiamo evitare di rischiare altri infortuni, e quindi servono, lui ha detto, ho messo Elmas, serviva un giocatore fresco, devo far riposare Politano un attimo che poi mi può dare qualcosa nel secondo tempo, dobbiamo evitare di far sovraccaricare questi giocatori perché abbiamo pochissimi cambi. Di conseguenza Tuanzebe, se non comincia a titolare, sicuramente entra nelle rotazioni e potrebbe far riposarne una, non dico a Di Lorenzo perché è impossibile, ma a Rachmani magari, che ne ha giocate di più anche di Juan Jesus.
vediamo cosa succederà. Lo stesso Gulam, ragazzi, chiedergliene 3 consecutive è complicato, quindi vediamo se si sposta un Juan Jesus a sinistra, perché io pensavo entra Tuanzebe e si mette a destra, adattato terzino, e spostano Di Lorenzo all'altra parte. Invece no, più logico, Spalletti più logico di me, ovviamente l'esperienza, sposta Juan Jesus, che lo ha fatto il terzino nella sua vita, con il piede suo a sinistra, e quindi shifta tutto, e Di Lorenzo non si muove da dove sta. Parisi è un ottimo giocatore, anche lì non lo so a livello di altezza come siamo, però grande tecnica, mi piace Stefano. Allora, Gianni Greco, scusate il ritardo, io mettimo like, grazie mille, grazie tantissimo Gianni, e saluto e ringrazio anche Alessandro Salerno. Salernitana passa a Verona, Salernitana passa a Verona, si prevede meteorite sulla Terra in serata, don't look up. E poi anche con i film e con le cose. Proprio ieri, Alessandro, mi stavo guardando un pochino perché poi tu guardi il film, ti piace, non ti piace, è bello poi vedere, perché questa è una cosa che sta succedendo nell'ultimo, vedere gli attori che parlano del film dopo, lo presentano in un certo modo, capire le loro sensazioni durante il girato. Bello, mi è piaciuto risentire Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio parlare anche del film. Gulam l'ho visto bene. Avere Gulam è l'hashtag della reaction. Avere Gulam significa avere tranquillità e avere colpo di testa e avere anche calci di punizione e calci d'angolo, senza dubbio. Ancora non ci possiamo aspettare, e secondo me, ragazzi, non ci dobbiamo aspettare mai. Cioè, noi possiamo anche dare 7 a Gulam stavolta, perché se tu dici però non ha la corsa, non ha quella cosa, non è stantuffo così, secondo me non lo sarà mai più. Quindi non possiamo mai aspettare a dare un voto più alto a Gulam, al massimo lo possiamo alzare con gli assist i voti a Gulam. Ma io penso che questo è, e se questo è, va bene, possiamo alternarlo con Mario Rui. Non credetevi che Gulam può diventare titolare assoluto come lo è Di Lorenzo. Ecco, questo dovete capire. Ottima partita di Gulam. Gulam a mezzo servizio vale 3 volte Mario Rui. Voglio accettare questa cosa, sono anche d'accordo in qualche modo, povero Mario Rui. Però se voi vi aspettate che Gulam possa fare quello che sta facendo Di Lorenzo, cioè che lo metti titolare e non lo togli più, rischiate di rimanere delusi. Questo dovete capire. Quindi si dovranno alternare. Fai rifiatare, c'è Mario Rui, fai rifiatare, c'è Juan Jesus che si può spostare o può entrare, così garantisce ancora centimetri. Visto che ci sono 5 cambi, tu puoi pensare che uno di questi 5 cambi è Gulam. Puoi cominciare con Gulam, ti garantisce quella fisicità iniziale, tiene botta, e poi mister, non ce la facci più, con tutto il bene sta cominciando a diventare pesante la gamba, e vai ed accomodati. Spogliatoio, grande leadership. Avere Gulam. Allora, ha vinto la Serenità, cosa è successo? Veramente incredibile. Per me l'anno prossimo è l'anno di Elmas. In tutta Europa si aspettano tanto da lui. Cosa ne pensi? Anche io mi aspetto tanto da lui. Mi sono stufo di sentire non è né carne né pesce, non sa nemmeno lui che ruolo è. Lo sappiamo che ruolo è. È un trequartista che può giocare a sinistra, al centro e anche a destra, perché Spalletti lo sta usando anche a destra. A destra a me sembra un po' più in difficoltà, perché la tendenza ad accentrarsi con il destro non è il massimo. Un po' quando vediamo anche Lozano che va in difficoltà, quando non riesce a trovare la profondità sull'esterno, c'è un po' di difficoltà il destro che sta a sinistra in questo modulo che tende sempre ad accentrarsi con il piede invertito. A me a sinistra in zona insigne e sotto punta mi piace, si può adattare mezzala, si può adattare anche a 2 a centrocampo, perché è uno tosto fisicamente, che non rinuncia al contrasto, che insegue gli avversari, è mentalizzato, è felice, è giovane, è bello. Non so se è bello, questo lo decideranno gli amanti dell'estetica maschile. Io non ci metto mano. Senza dubbio. Che sensazioni ho? Io per le delusioni non mi fido. Lo so, amico mio, già dice. Non c'è da fidarsi, c'è da godersi il percorso.
L'avevo detto prima. Vediamo di andare in Champions, anche perché noi amici Bellini pretendiamo di festeggiare qualcosa con te. Lo so, perché se io vi dico di festeggiare l'Europa League voi non mi seguite. Ma lo capite, avete ragione, io ho ragione in questo caso, ma avete ragione anche voi, quindi è giusto. La Champions la festeggiamo con i caroselli, andiamo fuori a New York e metto la sciarpa del Napoli addosso a chiunque, ce la festeggiamo così. Lo meritate voi, lo merito anche io, senza dubbio. Partita mai in discussione, mai in bilico. Impegniamo poco il portiere avversario. Che liberazione il tiro di Rachmani da fuori. È vero. Quella ha dato una scossa, diciamo. Mi è piaciuto lo stadio in molte situazioni nascondere Lobotka da Xavi. Sì, Carlo, sì. Poi non lo so quanti spettatori, perché insomma c'erano le restrizioni, eccetera, eccetera. Ma secondo me hanno alzato... Vedete come... Perché me la sto prendendo col microfono? Perché hanno fatto così oggi, ragazzi. Per le televisioni hanno fatto così. Per questo si sentiva assai la voce di Spalletti e si sentivano anche i tifosi, anche se ne erano pochissimi, perché a vederli non si vedevano, non c'erano, perché per le restrizioni, eccetera, eccetera. Ma è tutto un finto, è tutto un recito, diceva qualcuno. Hanno alzato i microfoni a palla, compressione assoluta e proprio i volumi, il gain, hanno alzato il gain a palla e proprio per evitare che quando alzi il gain a palla ti succedono così, mi metto le cuffiette e vediamo se qualche dato anche in merito ce lo dà il nostro amico Guido Gentile. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera passanti, buonasera colleghi, buonasera ASL e buonasera parcheggiatori abusivi. Pure, mettiamo un buon Napoli, ordinato, concentrato, continuo nelle sue azioni dal primo all'ultimo minuto, ampiamente incerottato, ha battuto una Sampdoria anni 80. Ne abbiamo viste già tante quest'anno di queste partite, ne vedremo tantissime in gironi di ritorno, quindi totalmente schiacciata nei 25 metri, inconsistente, speranzosa di trovare il gol della domenica con un contropiede. Prima si chiamavano contropiedi, non ripartenze. È una partita dove c'è molto poco da dire, non scontata. Ricordiamoci che su 2 presenze in Serie A al San Paolo con lo Spezia il Napoli ha perso 2 volte su 2 e credo che nessuno sì, intanto nella statistica all time, no, delle squadre dove tu hai un risultato negativo, quindi Juventus, Milan, Inter, Roma, il Napoli ha un risultato negativo all time con lo Spezia in Serie A e non penso che nessuno ci avrebbe scommesso, quindi mai darle per scontate. Una vittoria che diventava obbligatoria, visto che Inter, ma non la guardate, poi facciamo una parentesi su Inter, Milan, Atalanta e quella sì, e Juventus hanno vinto, perché ricordiamoci che abbiamo 7 sorelle. A quanti punti è arrivata la Lazio dall'Inter non li contiamo manco più, credo che sia la 7ª sconfitta della Lazio e la 9ª della Roma. L'Inter ha perso una sola volta, anzi l'Inter ha perso 4 volte nelle ultime 59 partite, perché sento in giro già dire lo scudetto, cosa, quindi l'Inter che ha perso 4 volte nelle ultime 59 partite e che ha 52 punti, no? Comunque per ora, dovrebbe perdere 3 partite in più del Napoli e ne ha perse 4 su 59. Che è comunque un numero impossibile in raggiungere. Questo per darvi un po' l'idea che è sempre una cosa statisticamente possibile, ma calcisticamente totalmente improbabile. L'Inter può solo perdersi il suo scudetto, è una corsa a 1,5 Inter e Milan. Per il Napoli, seguite lo Guido, o entra nell'ordine delle idee di fare questo
campionato all'arma bianca, chiamiamolo così, corpo a corpo con la Juve, sarà 20 del corpo a corpo, perché già la partita col Bologna sarà una partita tostissima. Napoli è ancora in tremenda emergenza, c'ha 5 giocatori fermi per Covid, altri per la Coppa d'Africa, e stanno giocando sempre le stesse persone, giocheranno un ottavo di finale, l'unica squadra che ha un ottavo di finale tosto, perché le altre squadre hanno, addirittura la Roma gioca con una squadra di Serie B con Lecce, no? L'Inter con l'Empoli, la Lazio con l'Udinese, o meglio la Lazio gioca con la Primavera dell'Udinese, il Milan con una delle squadre più scarse della Serie A, il Genoa, il Sassuolo con il Cagliari, che ha battuto la Sampdoria, per rendervi conto che stato di forma pietosa alla Sampdoria in questo momento, e la Juventus con la Sampdoria, e noi abbiamo un ottavo di finale tosto, no? Con una squadra che è una delle non 7 sorelle, quando probabilmente quest'anno è più 7 sorelle lei della Lazio e della Roma, non una sconfitta della Roma in campionato. Tra l'altro, scusate, sono un po' raffreddato. Ciascuno ha il diritto di dire e anche lanciare messaggi, me ne è stato lanciato uno stasera, non rispondo. Rispondo invece con la statistica, visto che è stato detto chi vincerà, vinceranno pochi a Roma. Beh, il Milan ci ha vinto a Roma, l'Inter ha passeggiato a Roma, la Juve ci ha vinto a Roma, noi no. Se vi andate a vedere la live con Di Valerio dopo quella partita, io fui molto critico, perché dissi questo è il segnale che noi non vinceremo il campionato. Bisogna, ognuno analizza il calcio come crede, non ci sono verità assolute se non a fine stagione, quando si decreta il vincitore, però c'è chi forse lo analizza meglio di peggio. Noi abbiamo sempre lo stesso problema, che è quello che io vi ho individuato dall'inizio del campionato, e delle 7 presunte sorelle che ancora dobbiamo individuare, siamo la quintultima come percentuale di realizzativa. Oggi si potrebbe dire sì, ma mancavano Lozano, Osimhen, ma anche quando c'erano Guido Gentile vi diceva guardate, dobbiamo alzare la percentuale, guardate, dobbiamo alzare. Beh, adesso sappiamo che, Valerio, è un fatto proprio statistico, che tu non la potrai rosicchiare anche se ti metti a fare qualcosa di eccezionale da qui a fine, perché per alzare di un punto in percentuale, ragazzi, devi fare svariati risultati da 100% per alzare di un punto in percentuale. Il Napoli ha il 34,5. È proprio poco. Cioè, se l'Inter producesse le azioni del gioco che produce il Napoli, come oggi, poi vediamo, non i tiri, parlo intanto di azioni del gioco, avrebbe già ampiamente sfondato i 100 gol. L'Atalanta ha il 44%, l'Inter il 38%, la Lazio il 43% e sta dietro di noi, il Milan il 47% e aveva infatti poco il 49% prima, la Roma il 34%, quindi come noi, che quest'anno infatti sta andando male, e la Juve il 31%. Però la Juve storicamente è andata sempre sotto al Napoli in queste percentuali, quindi è una squadra che non ha bisogno né di produrre molto gioco né di essere così, cioè riesce a ottimizzare anche con altri elementi. Però diciamo questa percentuale ci ha visto sempre sestultimi, quintultimi per un periodo, forse siamo stati quarti, però non ci siamo mai mossi da quella. Infatti la partita di oggi noi perché abbiamo incontrato una squadra veramente poca roba, ma lo diciamo con sportività, non con l'offesa. Ecco perché poi appena ci ha messo un attimo in più e anche una sfortuna in più, perché oggi la Sampdoria ha fatto un tiro in porta. Siamo stati capaci di perdere una partita con 0 tiri in porta, con un autogol, 0 tiri. E da quando esiste lotta in tutta Europa, e noi abbiamo anche questo record assoluto, abbiamo svariati record assoluti negativi, come l'unica squadra in Champions League eliminata con 12 punti, con l'unica squadra nei top 5 campionati europei a aver perso una partita con 0 tiri in porta subiti, quindi non abbiamo vinto scudetti in questi 20 anni, ma abbiamo bei record in negativo. Quindi questo però diciamo oggi se avessimo incontrato un Verona avremmo perso. Dobbiamo dirlo. Perché il Verona non avrebbe fatto 0,37 come la Samp. Vi rendete conto, è proprio mortificante. Cioè,
Quindi È anche palla generoso come XG, secondo me, perché io non me ne ricordo 0,36. secondo me. Quindi rimanete, seguite, è un consiglio per darvi una primavera felice, lo zio Guido, arma bianca, corpo a corpo. Se si vuole andare in Champions League servirà una guerra di nervi, di tecnica, veramente di forza. 1 punto, 2 punti, 3 punti, potremmo dire abbiamo insomma fatto un grande campionato, perché vedete, oggi è una di quelle partite chiave. Non abbiamo fatto nulla, ma per la Juve sì, l'Atalanta fa campionato a sé, poi oggi si è riposata, quindi insomma è una domenica interlocutoria dove insomma si confermano pregi e difetti. Sui singoli non mi piace dire, però oggi dobbiamo fare alcuni applausi, perché si sta facendo una campagna denigratoria su certi giocatori. Io ho visto un Mertens semplicemente mostruoso, avrà 35 anni, ma si è mosso per tutto in campo, è stato un motorino continuo. Qualcuno ha detto però ha sbagliato quel gol, ma lui partiva dalla sua tre quarti molto spesso. Molte azioni sono partite con lui che recuperava, la dava di prima. Il gol che avrebbe fatto sarebbe stato sferico. Lui è partito da dentro la lunetta del centrocampo, ha servito palla e in progressione Elmas gli ha dato un pochino lunga. Un'altra volta quel controllo di sinistro poteva essere più maradoniano, però io vorrei capire, quando l'innominato fa un rientro dovevano venire giù tutti i santi del paradiso, vedete, si impegna, e quando un giocatore lo fa dal primo all'ultimo minuto andando a pressare sui falli laterali. E anche stasera dobbiamo dire, lui che ha mosso la rivolta, e mi sono un po' scocciato, perché io ricordo benissimo, e ve lo dico sempre, quanto veniva massacrato Diego Armando Maradona, e dagli stessi che adesso dicono che sono i migliori amici, che ci andavano a cena e quanto sono belli. Questo è il male di Napoli, perché servono giornalisti come Italo Chiun, buonanima, c'è gente preparata, gente colta, gente col giusto distacco, col giusto equilibrio, con la giusta cultura nella vita, oltre che sportiva. E permettimi una parentesi, poi lascio le vostre domande. Io non sono gasperiniano, io voglio dire a quelle persone, perché sono un gentiluomo e le chiamo persone, non avete diritto a indossare la maglia contraffatta del Napoli, non avete diritto a indossare la sciarpa del Napoli. Voi non rappresentate Napoli, non rappresentate la città di Napoli, non rappresentate la squadra di Napoli, rappresentate solamente la vostra ignoranza, il vostro razzismo, la vostra inciviltà, la vostra maleducazione. Napoli è una città che ha tanti difetti, ma da quando è stata fondata è una città senza muri, senza barriere, senza fossati, una città che è nata storicamente, dai Greci in poi, una città di inclusione. Tant'è vero che i napoletani si fanno ben volere ovunque. Voi siete dei razzisti, non rappresentate Napoli, siete solamente dei cafoni. E io non lo dico a loro perché non c'è nessuna speranza di cambiare quelle persone e nessuna possibilità che seguono il canale di Valerio. Lo dico a tutte quelle persone un po' fragili che secondo me quando si riapriranno gli stadi, soprattutto i bambini, se sentono il proprio papà urlare cori razzisti contro le persone di colore, prendete le distanze, siate forti, fatelo per lo zio Guido. Non vi lasciate trasportare dal fatto che uno è in gruppo. Dobbiamo cambiare questo calcio, che quello che avete fatto a Torino non ci rappresenta come napoletani, rappresenta solo la vostra cattiva educazione. Grazie Guido, hai fatto bene a dirlo, io anche ho preso le distanze, io non le ho sentite in diretta, me l'hanno riportato e nel video ovviamente di ieri ho preso le distanze, ho detto se questo è accaduto mi dissocio con forza, perché poi non possiamo dissociarci e indignarci quando succede a noi e poi avalliamo o nascondiamo quando succede da noi, assolutamente. E Perché queste persone stanno impedendo a tutte le persone come noi di portare i nostri figli in curva. Vanno dette le cose come sono, perché poi troppi colleghi hanno detto gli stadi sono diventati delle chiese. Qua bisogna incominciare a usare l'italiano. Il tifo, gli ultra, il tifo organizzato non è un mondo senza regole. I tamburi, i cori, le abbraccia, cioè è una cosa. Quella cosa, quello che è diventato non ha niente a che fare col tifo. Parlavo con
nostra comune amica, che non è manco tifosa del Napoli, tra l'altro, e dicevo, l'avvocato Agnelli se ne mandava a dire col presidente Viola della Roma, ma pensate Peppino Crispo, questa gente, perché non è che poi Guido Gentili vuole un calcio ingessatissimo, attenzione, questa gente aveva, oltre che cultura, eleganza e ironia, aveva un grande pregio, che voi non avrete mai, il senso del limite. Nella vita devi avere il senso del limite, cioè sapere quando fermarsi, perché poi dice no, ma è sfottò. Noi abbiamo incominciato a cambiare nel calcio il senso della parola, come se chiamassimo la penna una sedia, e nessuno direbbe che una penna è una sedia, direbbe, ma guarda che quella è una sedia, ci siedi e con la penna scrivi. La stessa cosa, Valerio. Lo sfottò e lo sfottò, insultare una persona è insultare una persona. E non funziona la doppia morale, se uno è tifoso del Napoli va bene, e non funziona, fatemi essere sincero fino in fondo, il fatto che qualcuno potrebbe dire ma noi siamo insultati in tutti gli stadi, non me ne frega niente, non è che perché se uno è cafone io divento cafone come lui, anzi a maggior ragione uno deve essere duro e mantenere, che poi diciamo, è stato così, proprio, anzi, perché noi, avendo una storia di essere insultati, noi non abbiamo mai risposto con la stessa moneta. No, Quindi è una brutta novità. È una cosa molto brutta. Mi ricordo la curva che scriveva ti amo dopo che eravamo insultati la domenica precedente, tutti in Italia, vedrete i napoletani, e ci fu quel gesto bellissimo d'amore anche di ecco, perché sta capitando questo? Perché questo imbarbarimento? Allora, perciò è importante a quelle persone fragili, io lo capisco, no? Che insomma, adesso fortunatamente gli stadi li chiuderanno, meno male, che nel bordello ti ci metti pure tu, no, perché non è che solo perché una persona è adulta e una persona può avere 10 anni, 12 anni, l'adulto ha sempre ragione, l'adulto, come in quel caso, ha torto. E dà un pessimo esempio a un bambino fanciullo. Senza dubbio. Io ringrazio Vittorio Penza, devo scusarmi Guido, alla fine hai sempre ragione, io poi non mi ricordo, non so in quale fase ti devi scusare, quale passaggio delle ultime live, ma veramente non ha importanza, perché qua non puntiamo ad avere ragione, puntiamo semplicemente a raccontare. Bravo, come la chiude bene. Benvenuto Antonio Feroleto. Allora, io ho appena capito una cosa, Guido, non lo so perché funziona così. Quando c'ho te ospite, io sento anche l'audio degli effetti così, altrimenti non lo sento. Ma forse un fatto di cuffiette? No, è un'altra questione. Non è importante. Giuliano Iannone, vorrei fare una riflessione insieme al dottor Gentile. Questa incapacità del Napoli di chiudere la partita, assenze a parte, potrebbe essere parzialmente risolta col ritorno di Osimhen? No, non più di tanto, perché un attimo, Valerio. Sì. Allora, facciamo una cosa buona fino alla 12ª giornata, facciamo che... ok, tu sai, facciamo in diretta, c'è in diretta. Momento. No, facciamo in diretta questa cosa qui, così. Allora, mentre tu lo prendi, io leggo questo messaggio che non ti coinvolge, ma questo coinvolge un pochino me, perché come dicevi anche tu nel video, mi è sembrato un po' forzato Lorenzo quando dopo essersi fatto male ha voluto, secondo me, ostentare lo sforzo di restare in campo. Passami il termine paraculo, è un termine italiano che si usa, quindi non c'è problema, lo metti anche virgolettato. Al Holy, allora, io sono d'accordo con te. La percentuale, cioè prima alla 12ª giornata, quindi tolgo la 13ª dove Osimhen si fa male, ok? Quindi te li do in diretta i dati. Napoli aveva fatto 188 tiri, 64 in porta e 24 gol, con una percentuale netta del 37,5. È un po' scesa adesso, ma quella tende a scendere mano a mano che vai nel corso del campionato. Le prime partite infatti è molto alta per tutti, e che aveva una percentuale difensiva mostruosa del 13%. Questo pure è interessante, Guido, perché tu facesti un passaggio anche nella scorsa live. Col passare del campionato non è che il girone d'andata è uguale al girone di ritorno, si gioca di meno, quindi c'è meno tempo effettivo, quindi, e ci sono meno percentuali realizzati. Non è che avevamo una percentuale sopra il 40, noi siamo stati sempre sotto il 40. Detto, e ti ho preso la 12ª perché la 13ª già si fa male, gioca mezza partita, aveva saltato la partita per squalifica, perché sai, quando ti dicono ma quale squadra c'ha Osimhen, Zelinski, Lozano, Insigne, non ce l'hanno, infatti vanno meglio di noi,
potremmo rispondere, non c'è, proprio perché Politano non ce l'hanno, perché hanno giocatori più portati. Ecco, andando invece sul tecnico della partita di oggi, in particolare due giocatori, e uno è quello su cui dobbiamo puntare la speranza. Il Napoli ha giocato molto molto bene, con una difesa alta preventiva, benissimo a centrocampo, spesso a un tocco e mezzo, infatti ha fatto correre quasi 3 chilometri in più la Sampdoria, che ha corso fino all'ultimo minuto, quindi era in una buona preparazione fisica. E sulla loro area di rigore, nonostante fosse intralciata, e noi abbiamo un difetto, e lì spero che Spalletti lavori, soprattutto Politano e Elmas, ma Elmas era appena invertito. Arrivato in quella zona toccano troppo il pallone. Ci siamo fatti murare troppi tiri, perché siamo in Serie A, non è il campionato inglese dove ti danno maggiore possibilità di fare spettacolo. Quindi, tant'è vero, il gol di Mertens con la Juve, si tocca una volta il pallone, se lo sposta e tira. Se Mertens se ne fosse toccato una seconda volta sarebbe stato murato. In Serie A puoi toccarti, soprattutto nella zona di attacco, pochissime volte il pallone, perciò è molto difficile quando comincia a diventare anzianotto, tranne che non sei Ibrahimovic. Oggi Politano e Elmas si sono fatti murare tanti tiri perché l'hanno toccato troppe volte. Questo lo dobbiamo dire. Mentre il centrocampo tra Demme e Lobotka, soprattutto Demme fino a quando ne ha avuta, poi è sceso un po' sono stati rapidissimi di testa e di piede e li hanno fatti girare a vuoto tantissimo. Lì è stata una delle ragioni. Sono tiri che poi non sono andati a bersaglio né dentro né fuori, proprio perché sono incontrati, no? Murati. Alcuni anche potenzialmente si vedevano, erano partiti bene dal piede, pericolosi, ma non dobbiamo chiamarli lì la sfortuna, lì è la Serie A, è della Serie A. Spalletti non è un allenatore che viene dal campionato straniero e quindi ancora non sa certe cose, ma le saprà benissimo. In questo dobbiamo migliorare. Elmas dal lato che preferisce è un po' più veloce, un po' più risoluto, invece quindi era non dico scusato, però questa è stata una delle chiavi di lettura, è uno degli elementi che ci potrebbe aiutare a avere maggiore incisività d'attacco. Bello spunto questo. E proprio a proposito dei tiri, Lucio ti chiede, secondo te perché i nostri centrocampisti non tirano mai da fuori area, dettato da Spalletti, secondo te? Dipende dalle partite, perché poi siamo stati l'anno scorso e anche quest'anno stavamo anzi noi abbiamo penso un record di gol fatti. Il record l'anno scorso della squadra in Europa che ha fatto più gol fuori area. Quest'anno Fabian Ruiz, prima di farsi male, aveva svariati record di passaggi completati, di percentuale di passaggi completati, quello che ha segnato di più fuori area. Poi noi, diciamo, tutte le partite, le vittorie, le sconfitte che abbiamo avuto, non abbiamo mai avuto una partita facile. Anche forse l'unica partita strana, fantascientifica, è stata quella con la Lazio, paradossalmente. Però anche quando abbiamo vinto a inizio campionato con l'Udinese, con la Sampdoria, no? Quel 0-4, facciamo i complimenti, ha detto hanno giocato fino all'ultimo, siamo andati, me lo ricordo benissimo, ci vedemmo con voi in diretta e io dissi mi auguro che lo facciano poi con tutte le squadre. Non è successo con tutte le squadre. 2-0 poi lasci e gli ultimi 25 minuti è uno strazio di partita inutile, perché per esempio questa è la classica partita, mi riferisco, che in America annoia e piace moltissimo una partita come Roma-Juventus. Dobbiamo dire che la partita Roma-Juventus è una partita brutta, piena di errori da un punto di vista, diciamo, di chi conosce il calcio, lo vede, lo studia. Non parlo proprio da super giornalista, parlo una persona che ha una media cultura come sportivo, come insomma un cinquantenne che segue il calcio da tanti anni, non è addetti ai lavori. Però gli americani si annoiano, non succede nulla. Là 7 gol, e soprattutto a quest'idea quasi di basket, no? Che in pochi minuti ribalti una partita, che nel calcio insomma abbastanza raro, in maniera così plateale, no? 3-1, 3-4, sono pochissimi. Quest'anno in Serie A quante volte è capitato? Mai. Quindi vi rendete conto. E invece la partita del Napoli ha dato maggiori spunti tattici, tecnici,
Pensate quanti moduli e sistemi di gioco ha cambiato la Sampdoria nel secondo tempo, pensate come Spalletti ha cambiato la posizione tra il primo tempo e anche lui urla, e il secondo di Demme, che è partito in un modo, poi l'ha voluto sempre più interno basso. Poi Valerio domani nella lavagnetta tecnica vi farò vedere tutte le cose. Il secondo tempo invece aggrediva di più, come ha cambiato la posizione di Juan Jesus. Quindi una partita che, anche se è finita con un modesto, diciamo 1-0, da un punto di vista degli spunti, dei valori tecnici e tattici, è stata molto più interessante. Quella lì è molto più spettacolare e più vendibile per il calcio estero, diciamo, per lo spettatore estero. Però è stata piena di errori, anche marchiani. Certo. Poi aggiungo a questa di Lucio, a quello che hai detto, dipende tanto anche dalle caratteristiche dei giocatori, perché quando tu hai in campo Fabian Ruiz e Zielinski, loro il tiro da fuori ce l'hanno. Quando noi abbiamo loro due, hanno fatto tanti gol, 5-5, molto belli, tra l'altro non solo gol, ma anche veramente di pregevole fattura. Oggi c'è stato un calcione pazzesco di Mertens, e Demme l'aveva presa benissimo, tenuta bassa al volo, anche quel tiro è stato, diciamo, ribattuto, sarebbe stato un gol favoloso, però tra Demme e Lobotka hanno, diciamo, meno gol nei loro piedi, non da fuori aria, in generale. Esatto. Noi siamo ancora curiosi di vedere un giocatore come Anguissa quanto ci può dare in termini di realizzazione. Anche Spalletti era curioso. Spalletti, che è, diciamo, mi sembra fiducioso, speriamo che rimanga con noi l'anno prossimo. Quello può essere interessante. Che Fabian Ruiz, giocatore che può fare, ragazzi, anche 12 gol, se in alcune partite può giocare vicino alla porta, perché lui quest'anno ne ha fatte 5 giocando interno basso. È giusto, è bene ricordarlo. Enzo Internos League ti ringrazia per ogni tua parola, ascoltarti ci rende sempre più ricchi. Il saluto iniziale per noi ormai è un rito marzulliano. Sì, penso che diventerò pure io un meme. Che poi cambia sempre, perché tu non sai che ti aspetti, se c'è un di più, un di meno, è bellissimo. Però se, lo faccio col cuore e con senso di autoironia, quindi accetto pure che mi si venga paragonato. L'amico Ombellino, non so quante volte me lo sono trovato, soprattutto quando avevo 20 anni, alla Mostra del Cinema di Venezia, a fianco, dopo i film. Però questo ne parlerò con Valerio in privato, perché i film li vedevo, lui andava lì per fare altro, diciamo. Pagatissimo dalla Rai, detto, io avevo 19 anni, quindi pagato da nessuno, diciamo, invece di andare in vacanza andavo, già prima ancora di diventare critico e giornalista, già andavo a spendermi quegli 11 giorni di 70-80 film, e Mazzullo me lo sono trovato i primi anni, tanto mamma Rai paga tutti. Ancora non faceva, però attenzione, la trasmissione ancora non era stato nominato addirittura responsabile culturale, quindi, perché uno potrebbe dire, vabbè, c'aveva un senso. Poi, chiuso questa parentesi, ci fu Serena Dandini che fece, questi sono dati ricordi di un giovane vecchio, fece una trasmissione che si chiamava La Mostra della Laguna, anche se lei non c'entrava, quindi anni dopo lui ha incominciato a fare la trasmissione che non ho mai visto in vita mia, in TV. Chiusa questa, quindi me la sono trovato più volte. Allora, io mando un saluto al mio Mario Pirolla, con cui abbiamo suonato su diversi palchi. Un po' è vero, ma questo succede soprattutto quando difendono molto bassi gli avversari, come caratteristiche tendono a toccare molto palla, esattamente il sunto di quello che abbiamo detto sui centrocampisti. Paolino Piatti dice: ciao a tutti, siccome ho calcolato tutte le partite fino al termine campionato, questa penso che con 79 punti possiamo andare in Champions. Che ne pensi, Guido? Allora, Guido, mantieniti, aspetta, perché qua c'è griglia. Paolino, tu l'hai considerata Napoli Spezia alla fine? O Spezia Napoli, scusami. C'è Spezia Napoli alla fine, Paolino. Hai dato 3 punti al Napoli per quella partita, perché se tu le hai calcolate tutte, io l'ho fatto anche io questo giochino, e su YouTube è obbligatorio farlo, però è tosta.
ragioniamo sugli 81 punti, non ragionate sui punti del Napoli, ragionateci storicamente negli ultimi anni quanti punti sono necessari. Considerate, no, per esempio, il Napoli che non lotta per lo scudetto, il Napoli ha 2 punti in meno del girone di andata, l'Inter ha 3 punti in più del girone di andata perché ha perso con la Lazio. Quest'anno, tra l'altro, con queste partite che non sono state giocate, alcuni miei calcoli io sono con il punto interrogativo, no? Tra l'altro io sto facendo i calcoli simmetrici, non asimmetrici, quindi non le prime 2 giornate, ma le prime 2 giornate con quelle stesse partite, quindi Lazio, giusto, ok, quindi Lazio, perché fai il Inter paragone con il giocatore. Lazio Inter 3-1, Inter Lazio 2-1, quindi 0 Certo. punti all'andata alla Lazio, adesso 0, scusate, punti all'Inter. Credo che non si possa usare più Because a Night adesso, ci fu tutta una causa, non la fecero intervistare Patti Smith quando venne a fare la masterclass. Ho letto una cosa perché mo sto leggendo tutte e due, quindi lasciamo il maestro Ghezzi che è stato uno dei più grandi, è ancora in vita. Eccolo, io non l'avevi letto prima di me, io non avevo... È veramente un genio incredibile, ha una conoscenza del cinema meravigliosa. Lui ci giocava sul fuorisincrono e casomai le persone pensano che sia solo un personaggio bizzarro, ma vi posso assicurare che il cinema conosce. È laureato in filosofia Ghezzi, una bella testa, è uno che è riuscito a resistere per anni nella riserva indiana della Rai. Tutti noi siamo stati forgiati grazie al fuori orario, mettevamo una videocassetta e registravamo 8 ore di semplicemente una cosa si deve dire a gente come Ghezzi: grazie, basta. Sì. E tra l'altro Patti Smith scrisse una lettera per questo caso, perché lei ha detto no, ma continuate a usare, perché poi quella canzone è usata, chiudiamo questa parentesi, no, poi Valerio mi cazzia, sulle immagini di un film di Jean Vigo, che è uno dei film preferiti da Scorsese, che è venuto a Bologna al Cinema Ritrovato a presentarlo, che si chiama L'Atalante. Ma come faccio a cazziarti se metti questo sul piatto? Ci sono queste 3 cose, no? L'Atlante di Jean Vigo, Because a Night di Bruce Willis, però nella versione famosa di Patti Smith, e il maestro di lui veramente non è detto con sarcasmo, è Minchino Ghezzi. Io sono un umile servo della gleba della cultura, quindi no, vogliamo basso. Antonio ti chiede: in prospettiva Elmas prenderà il posto di Insigne oppure sarà acquistato un nuovo titolare? Allora ragazzi, cioè il bilancio appena pubblicato del Napoli, non l'ho letto ancora tutto, è abbastanza negativo, 59 milioni di passivi, ma la cosa abbastanza grave, nel corso degli anni si è eroso sempre di più il bilancio della Filmauro. Già ve l'ho detto, voi non ragionate in termini, giustamente, oltre che economici e finanziari. Le altre società sono una mollica nel panorama di un universo finanziario molto grande. Esatto. È vero che John Elkann è molto scontento di tante cose, come il papà di Suning, che tra l'altro quel gruppo è in difficoltà, ma la Juventus è così in un universo così. Invece noi abbiamo la Filmauro che è così in un universo così. La Filmauro quest'anno ha fatturato 12 milioni di euro ed è la società che controlla la società sportiva Calcio Napoli. È pochino. È pochino, sì. E mi sembra che il bilancio di Napoli 220 rispetto a 278. Cioè arma bianca, ci sarà comunque uno svecchiamento della rosa, bisogna vedere quale pezzo pregiato partirà per fare mercato, con o senza, diciamo, Champions. Per ora, diciamo, tra Lozano e Elmas, quantomeno numericamente siamo coperti. Elmas non sa far nulla, ma è un giocatore che è tutto da migliorare. I problemi sono se parte Fabian Ruiz per far mercato e tu devi prendere, il problema è che se va via, come quasi ormai sempre di più ogni domanda, Ciro Mertens, ma lì più per una pressione proprio ambientale che si sta facendo. Vediamo domenica per domenica, però sarà molto dura per noi nei prossimi anni, anche perché non stai ragionando quadridimensionalmente, Martin.
Straordinario. È finita, Ringrazio diciamo, Diego. è finita diciamo, la generazione di 91, no? Certo. Da Barcellona. Un abbraccio a Diego, grazie mille per il supporto. Guido, io... Anche perché noi dobbiamo riscattare Anguissa, e quindi sono soldi, anche se sono qui 16 milioni, però per il Napoli... Io avevo letto, Guido, e ti volevo chiedere una cosa, sicuramente ne saprai, che il Napoli non risultava più in rosso perché il brand Napoli, al brand Napoli è stato dato un valore di 70 e passa milioni. C'è una cosa... No, lo stesso risulta in rosso nonostante il brand che si era azzerato gli è stato rivalutato. Bravo, spiegala bene questa cosa, amici Benini, perché io non l'ho proprio toccato l'argomento, l'ho letto di sfuggita e volevo capire. Leggendo l'articolo che ho letto di sfuggita, che non cito nemmeno, dice il Napoli mo c'ha 75 milioni in più, che risulta una bilancia. Sì, però non è così. Innanzitutto non ha in più. Innanzitutto l'ho detto, non ho ancora letto tutto studiato perché sono tante pagine, ragazzi, ho detto, quindi calma. Poi Uno deve pure il che fare. Sì, poi non faccio solo quello nella vita. Ci sono tante voci, quella è una voce che diciamo ha compensato delle voci negative. Napoli mi sembra ha fatto 500.000, scusate, bless you, euro per i ricavi stadi l'anno scorso per gli stadi, è niente praticamente. Ha aumentato di qualcosa la quota diritti televisivi, quindi in realtà però è andato malissimo in Europa, quindi ci sono tante voci, quindi quella voce sì, c'è stata una svalutazione, c'è stata una rivalutazione, però non compensa tutte le voci in negativo, quindi quello che stai dicendo tu è giornalisticamente corretto, è vero. Quindi Valerio ancora una volta non mi aveva raccontato una fregnaccia, però è come se Valerio dice: io quest'anno ho venduto una chitarra da $100, però è aumentato l'affitto, è aumentato la benzina, è aumentato, non so se tu paghi il bollo dell'auto, è aumentato quello, sono $350 di aumento, 350 meno 100 sono 200, meno 250 non sono più 100, quindi l'ho molto semplificato, per detto. Quindi non è una sola voce, ho detto, è meno male, quindi ci aspettano anni di... Le grandi difficoltà qual è, Valerio? È competere con società che invece riescono a indebitarsi moltissimo e quindi rimangono ad alti livelli. Bravo, questa è una semplice verità, che è semplice, cioè da capire e da ricordare. Il Napoli non lo fa. Le altre... ok, ha risposto prima. Sì, chi è stato scelto da me è stato scelto da Vigon. Sì, questa cosa la so di sicuro, perché ogni tanto sono lungo e qualcuno giustamente di voi si annoia nelle mie lungaggini, chiedo venia. Vigon lo vide, parlò con De Laurentiis e disse, era il periodo dove lui voleva comprare tutti questi giovani compromettenti, perché ci fece veramente ammattire, ma noi lo incontrammo 2 volte con 2 squadre e quando arrivò Benitez disse no, è buono, va bene, perché fu il primissimo acquisto di quell'estate e l'ultimo fu Zapata. Anghissà, da fisicità che manca al Napoli, così forse anche Tuanzebe, che abbiamo visto oggi esordire, penso che possa far piacere un esordio con vittoria anche senza mettere insomma lo zampino nella vittoria, però entra, sta lì, non ci sembra impacciato, non ci sembra un giocatore sbagliato necessariamente, sicuramente può dare fisicità, può dare una mano anche a livello fisico. Guido. 3 cose molto rapide. Sì, è alto, ma è solo 72 kg. Quindi non è lean, si dice, è lean. Mi è sembrato 13 minuti non fanno primavera, quindi calma e gesso. Bedone, è un genio. Però quello che dici tu è vero, è sembrato estremamente tranquillo, nonostante subito avevano detto lo metterà perché insomma è abbastanza rischioso, no? Lo metterà sul laterale, invece l'ha messo centrale, che è insomma uno dei ruoli cruciali. E tutte le palle le ha giocate con una serenità, quella o ce l'hai o non ce l'hai. Però insomma il campionato italiano è un campionato molto diverso rispetto a quello inglese, no? Dove ti danno più campo e ti danno la possibilità, perciò Koulibaly avrebbe fatto stracelli incredibili. Ricordatevi quella scivolata che fece su, non Guido, su Salah. Vi ricordate quando abbiamo battuto per 2 volte il Liverpool, quei corpo a corpo, cioè, con velocità meravigliosi, insomma, lì vorremmo vedere più partite di quel livello. Perché ricordiamo quella su Mbappé, che comunque sono scene
Sono scene Però bellissime. in Inghilterra sono più veloci, più avanti, hanno più campo. Come si chiama? In Francia non è così, però mi facesti bene a ricordare anche quello. Però sai, Salah è... se Sergio Ramos non gli avesse rotto la spalla il portiere non faceva, il portiere di riserva c'era quelle due pave, il Liverpool per 2 volte con 2 portieri di riserva ha perso 2 Champions, avrebbe dovuto vincere in questi anni 3 Champions sul campo legittimamente, ed era in forma straordinaria, quindi riuscire a tenere testa al giocatore che in quegli anni veramente ha fatto faville vi fa rendere conto di quanto era forte in quel tipo di calcio. Quindi vediamolo, mi sembra un Giuntoli in gran forma. Alla fine c'è quest'uomo che è stato crocifisso, non si può stappare il tesserino, ma si doveva azzerare l'area tecnica. Alla fine manco Lobotka ha sbagliato, no? Cioè andiamo a vedere tutti i giocatori che ha preso, ti si può dire qualcuno qualche milione in più, però non è che nelle altre squadre vedete si pagano poco. E sono gli anni di Sarri che sono stati un disastro, quando abbiamo voluto prendere solo i giocatori d'Italia perché quelli dell'estero non li conosco. Noi ci portiamo sul groppone i Verdi e compagnia bella, dove sono stati belli esborsi economici di gente che è stata 6 mesi e poi abbiamo dovuto ridare con grandi difficoltà fuori. Quindi questo comunque è un prestito secco, quindi sull'altezza di Koulibaly c'è sempre il dubbio, 186 o 189, diversi siti portano diverse cose, tra no, Wikipedia... non è 189, perché io sono un 89, non è alto, l'ho visto, non è alto quanto me. Vedi, allora confermiamo 1,86 perché mi pare che su Transfermarkt era diverso da Wikipedia. Attenzione, io 189 nudo con la riga che abbassa i capelli, se no quando dice grazie con senza scarpe, pure io scalzo. lo faccio apposta, sennò... Il signor Gravina dovrebbe spiegare come mai le solite società non vengono toccate e come mai il Napoli e qualche altra società nella storia come la Fiorentina sono state fatte fallire per molto meno. Domanda storicamente sbagliata, perché all'epoca Gravina non aveva, non c'era quindi lui ti potrebbe rispondere, ma io non ero presidente, quindi non ti devo rispondere. Con me non sarebbero falliti, dicendo un falso. La domanda dice perché nonostante cambino i presidenti, certe situazioni arbitrali, societari, fallimenti, riformuliamo la domanda, si verificano una certa costanza, sarebbe una domanda perfettamente legittima e intelligente, ma né Valerio né io potremmo rispondere perché non abbiamo avuto in questi 20 anni ruoli dirigenziali. Però oggi per onestà intellettuale dobbiamo dire lui non è responsabile di quelle azioni, è responsabile di questi anni e non è... piuttosto state vedendo la situazione di assoluta. Ecco, Valerio, mi permetti di dire una cosa importante, perché così facciamo informazione nel tuo canale. Sì. Tu sai quanto io ami vedere i ragazzi giocare a tutti i livelli, esordire, eccetera. Però è molto imprudente quando si dicono certe cose e quando soprattutto si pensi con molta facilità di mandare un ragazzo a esordire. I ragazzi della primavera non hanno i contratti da professionista, hanno un contratto che si chiama non oneroso. Quindi già è corretto dire che, prescindere dalle presenze, dalla struttura, non stiamo parlando di 2 persone che stanno sullo stesso piano, perché Zelinski ha un contratto da professionista, non è solo un fatto economico, di assicurazione, c'è tutta una serie di voci. Quelli sono contratti non onerosi. Oltre a dire che giocano, mi sembra che Max Allegri, il tuo sempre presente Max Allegri, ha fatto notare una cosa interessante. Ha detto, ecco, giocano in campi più piccoli. Ragazzi, quei 10 metri in meno di lunghezza fidatevi, fanno nel passaggio, nel cortolotto, fanno in una partita. Oltre che hanno una struttura diversa. Cioè, fare esordire in primavera, piano piano, negli ultimi 15 minuti, è una cosa bellissima, io mi emoziono sempre. Ma dover giocare, infatti non stanno giocando adesso in primavera, metti che il Napoli stava perdendo, doveva recuperare il risultato, oppure 1-0 devi portare, si fa male uno negli ultimi 30 minuti. Far giocare un primavera è una cosa, far giocare 4-5 primavere, avete visto la brutta figura dell'Udinese, ma soprattutto rischi non solo di traumatizzarli, di farli male, perché se lo Bocna se ne va in terra con Dybala ed è un professionista e anzi lo sfottavamo che è Baricento bassa, figurati un ragazzino. Quindi ragionate in termini saggi, che i confronti, e questa è una regola che vale su tutte le cose nella vita, vanno sempre fatti tra insieme omogenei. Va benissimo
inserire, perché non è che il calcio diventare vecchio, però quest'idea della salvezza, no, ma intanto scriviamo 5 primavera, è folle, è ingiusto nei loro confronti, è anche pericoloso da un punto di vista sportivo, e in più è anche proprio sportivamente iniquo, perché quello è un professionista e quello è un giocatore primavera con un contratto non oneroso, così si chiama, un contratto diverso, tant'è vero che poi quando poi passi in prima squadra dice è stato rimesso sotto, si deve ridiscutere il contratto. Mi sentono molte sciocchezze, e siccome hai ragione, ti do in una un'immagine. situazione di emergenza di tante squadre, no? Allora, nel canale di porti Valerio, di primavera, la fanno facile, insomma. Porti di primavera. di Valerio, distinguetevi dagli altri. Questo vale per anche le altre squadre. Infatti, non è stato giusto quello che è accaduto in queste 2 giornate, cosa che avevo ampiamente previsto. Ti do l'immagine per avvalorare quello che hai appena detto. I ragazzi della primavera hanno i numeri dietro la mano, non hanno il nome. Esatto. È perché un hanno contratto... i numeri dall'1. Questo per però farmi capire che insomma, non sono ancora pronti. Non viene detto nelle trasmissioni e viene lanciata questa idea, e non va bene, perché bisogna dire le cose come stanno, che non significa bocciare questi ragazzi, anzi, ma significa metterli nelle condizioni migliori per potersi esprimere con le loro possibilità. No, sono io. No, dicevo io. Stefano, ovviamente il fatto di Sarri, anche lui si può criticare finalmente, ma certo che sì, ma certo che sì. Ma anche cose cattive. Invece sono state raccontate solo le cose buone. Non è che cose buone, sì, le abbiamo sempre, cose meno buone, sì. Però adesso abbiamo Spalletti, quello è il passato. Allora, vediamo un pochino altri messaggi. Ragazzi, siamo a 2 ore di live. Io questa volta potrei continuare, ma è semplicemente un fatto, non ho da suonare, mi devo andare a riposare, quindi la lasciamo così perché devo andare a riposare. Voglio salutare tutti quelli che stanno arrivando adesso, mi rendo conto, voi vi siete guardati tutto l'approfondimento, vi siete guardati l'Inter, le cose. Quindi, facendo una conclusione generale della giornata che abbiamo visto, adesso... Vedi, per esempio Francesco ha deciso di iscriversi e fa bene. Le altre partite che sono state non giocate e assegnate, cioè allora ha vinto a tavolino, sono state sospese, cioè non sono stati dati no, per ora no. Come mai questa cosa? Questo è un altro dubbio che mi era venuto, perché infatti la classifica riporta la Lega A, no? Quindi quella ufficiale, squadre che hanno partite in meno, mentre la Juve ebbe il giudice sportivo, ha fatto subito giudice. Ci sono delle partite che sarà un bordello incredibile, scusate il termine, anzi vi chiedo scusa, sarà abbastanza complicato, chiedo venia per il termine non elegante. Spero che sì, ma non si dovrà giocare, sia perché la situazione in Italia è drammatica, cioè domani aprono le scuole e avete letto ricorsi contro ricorsi, la regione Campania vuole fare in modo, i comuni di alcune città hanno detto non apriremo le scuole, tutto sommato parliamo di 500 persone, non mi interessano calciatori, infatti ci dimentichiamo che sono esseri umani, che comunque è uscito un articolo su uno studio all'Università di Cambridge, ve lo riporto così, poi a volte è eccessivamente guidoso, che dice, ha fatto uno studio di questi giocatori che ha preso il Covid e che dopo un anno fanno il 16% dei minuti in meno e dei passaggi in meno. Anche loro long Covid, cioè comunque dobbiamo ricordare che sono esseri umani, cioè come una persona può essere un dentista, prima di tutto un essere umano fa il dentista, quello è un essere umano che fa il calciatore, che è diciamo un lavoro particolarmente fisico. Non è un calciatore, non è roba nostra, non ci appartiene, è un essere umano e non dobbiamo esporre un essere umano a anche un possibile rischio. Quindi devono giocare calma e gesto, perché tu potresti poi avere dei risultati dopo, no? Ricordate quando Zelinski prese il Covid la prima volta, perché mo dobbiamo pure contare quante volte uno prende il Covid, ci ha messo molto di più o Dybala, e alcuni giocatori, ricordate il giocatore della Juve che tornò l'ira di Dio, Quadrato, bravo, te lo ricordi che tu sei bravo. E quindi non sono tutti uguali. 500 persone, di cui il 16% ormai ha il Covid, una percentuale enorme, però c'è un'Italia in una situazione dove ciascuno si sta comportando a fatti suoi
E però il problema, termino, che sport, cioè non è che lo devi sapere fra 3 mesi quanti punti ha la Salernità, perché poi facciamo come l'anno scorso il Torino, il Benevento. Quindi era meglio che queste 2 giornate, facciamo, anzi era meglio che questo protocollo a inizio campionato tu dovevi averlo. Assolutamente sì. Però Assolutamente quindi sì. non mi chiedete, perché sarà un guazzabuglio e ovviamente ve lo anticipo, scontenterà tutti, perché chiaramente essendo situazioni che verranno prese, no, ma quello aveva il capello così, quindi mi devi trattare quello, non è bello, ci si doveva pensare prima. Nel calendario di Ma Valerio come le squalifiche, no? La squalifica che non è vera, è chiaro, perché poi la devi recuperare l'altra anche parte. perché teoricamente dovrebbe essere sport, no? E non la vita, che sicuramente è prioritaria e importante. Quindi lo sport ha delle sue regole. Facciamo come il famoso articolo di Guido, le scuse di Ossato, non è che fa 2 anni poi dice sì, forse ci siamo sbagliati, in quell'occasione potevamo fare questa cosa diversa, e no, poi il campionato devi assegnare adesso la retrocessione, L'almanacco si scrive prima. sì, Chiaro. non è bello, però qua noi possiamo solo analizzare con il sorriso. Oggi non c'è stato manco un minuto di malumore, con serenità, con onestà, di nuovo, e non perché siamo Ponzio Pilato, né Valerio né io, è che proprio non abbiamo poteri né legislativi né sportivi per decidere. Semmai abbiamo il diritto morale, il dovere morale, scusate, di non raccontarvi cretinate, in modo ma non abbiamo potere. Attendiamo dei vari, certo, vi ripeto, scontenterà tutti, perché tutti avranno da dire ma così quella cosa è ingiusta, lì si era ingiusta, perché c'è stato un grande casotto. Proprio vero. Angela ti chiede come giudichi la partita di Rachmani. A me è piaciuto tantissimo, le ha prese tutte lui di testa e grande presenza ha fisica in fatto area. 2 lanci leggermente lunghi come personalità, perché ha provato pure a impostare, ma ragazzi, ha giocato È pulitino, arrivato anche al tiro, l'ha tirata lui il primo tiro, la prima legnata. troppo pulito, il classico tiro bello di collo che a 3/4 di porta, però era dentro. Ma ragazzi, questo ragazzo è sempre più sereno, non fa falli, che in Serie A però non ti fa vincere scudetti. Vabbè. Sì, perché voi considerate che tutto sommato per ora abbiamo avuto solo Mario Rui, che ha raggiunto le famose 5 ammonizioni, però le ha aggiunte alla 20ª, no? Il ragazzo mi è sembrato pulito. Tu dici vabbè, ma affrontava la Sampdoria, ma tu devi giocare oggi, perché pure con la Sampdoria puoi fare una partita pasticciata. Oggi ha fatto una partita estremamente pulita, e deve continuare. Infatti Spalletti lo vuole, lo pretende, lo disse già in una conferenza stampa, deve migliorare nell'impostazione. Oggi non c'era Koulibaly, l'ha provato, il corridoio quelle volte che l'ha tentato era giusto, la misura non era giusta, migliorerà. Napoli ha fatto ripeto, una partita buona perché è stato costante nelle azioni d'attacco. Anche dopo il gol annullato, non è che si è preso 10 minuti dove non ha prodotto nulla, è stato costante e che segniamo poco. Però non siamo andati a sprazzi, o a folate, come tu hai introdotto quest'altro concetto della folata, che secondo me spiega benissimo l'andamento della Roma, l'andamento della Lazio, l'andamento della stessa Juve. Noi non siamo una squadra che può vincere così. La Roma e la Juve possono andare così, noi no. Non abbiamo quelle caratteristiche tecniche umane, quindi dobbiamo essere noi la subiamo continui. la folata. Sì, noi dobbiamo essere continui nell'azione. Domanda storica e da memoria storica per il buon Guido: ruolo per ruolo, quali sono stati a suo avviso i migliori calciatori del Napoli da quando siamo tornati in Serie A? Io penso che per esempio come portiere è stato molto sottovalutato De Santis, che ha fatto un'ottima carriera nel Napoli, come i tre ruoli, no? Perché poi abbiamo avuto dei portieri che sono stati più forti tipo in uscita, meno forti tra i pali, come sia. Come terzino sinistro, prima che si facesse male, Gulam. Come terzino destro, nessuno è stato di gran classe. A questo punto ci teniamo per costanza, signorilità, anche se lui era partito come esterno alto d'attacco. Era il quinto Maggio, sì. Poi l'abbiamo indietreggiato. I 2 centrali per ora fin troppo facile.
Albiol e KK, Marek, Allan, Jorginho, perché poi quel centrocampo era uno dei più forti d'Europa. In attacco abbiamo delle riserve di lusso, perché scegliete voi cioè noi abbiamo avuto Cavani, Higuain, Caione è un giocatore che non devi togliere mai in nessuna squadra, non quando ha 35 anni, perché poi si sottovalutano tutte le diagonali non difensive, già sulle tre quarti dell'attacco che ti facevano ripartire l'azione. Quando lui primo anno fece 20 gol, quando lo pernocchiavano e Benitez disse no, questo farà 20 gol, aveva una capacità balistica, quindi il classico sesto uomo del basket. Mertens, è chiaro che tu li hai avuti in tanti anni diversi, è chiaro che la generazione di Benitez è stata quella, anche perché ti vai a prendere giocatori del Real Madrid, non te li vai a prendere dall'Empoli, quindi diciamo questa è una sorta di dream team, e voglio mettere appunto un portiere che non sia Pepe Reina o quello di, però diciamo questo, ci mettiamo Maggio, Albiol, KK, Gulam, Allam, Amsic, Jorginho, Calle, Cavani, Higuain, con Mertens sesto uomo di lusso, cioè siamo più coperti perché non puoi giocare con tutti quella, però stiamo scherzando, perché per esempio io Mertens è il giocatore che come per quello che rappresenta umanamente rimane nella Hall of Fame di tutti i tempi del Napoli insieme alle grandi leggende. Va considerato che è un gioco, il calcio poi non si fa così, ci sono tanti parametri da prendere in considerazione, però già questa sarebbe una squadra equilibrata, è anche una squadra che ci ha lasciato grandi valori umani, se prendiamo questi elementi. Dice non c'è Insigne, no, non c'è Insigne, mi spiace. No, in realtà devo essere onesto con la chat e con il mondo. Hanno fatto il nome di Lavezzi, non ho visto, non hai messo Insigne. Hanno fatto il nome di Tonino Asta, fa ridere perché ce lo ricordiamo così, ma un paio mi hanno scritto il Pocio. Sì, poi il Pocio come bella riserva. Il Pocio però vedeva poco 5. No, non è che Boccia vedeva poco la porta, aveva una bassissima percentuale realizzativa ed era un altro calcio dove ti concedevano più spazio. Il Pocio sì, poi diciamo non lo mettiamo negli 11 titolari, ma il Pocio, ragazzi, poi non è stato 10 anni, è stato 5 anni. Devi contestualizzare che i primi anni tu avevi un certo tipo di, non solo di squadra, ma di aspettative. Questi giocatori vero, era il Napoli all'assalto, facciamo quello che riusciamo a fare. Sono trovati a dover avere alte aspettative e alzare l'asticella. Poi dice non hai vinto lo scudetto, perché poi a quel Napoli, forse lo scudetto, quello che vogliamo, quel Napoli è quello che a me manca ed era meritato, poi la devi sempre vincere, è che noi comunque quella finale di Europa League era nostra sul campo, oggi tra l'altro sarebbe nostra con la VAR. Quello è il grande, non è né un rimpianto né un rammarico, perché poi non dipende da noi quando ci sono delle ingiustizie, è il grande proprio dispiacere per quanto mi riguarda, più del Orsato, la Juve, e non aver fatto quella finale. Poi la potevi perdere, la potevi vincere, però se noi avessimo vinto quell'Europa League sarebbe stata tanta roba e sarebbe stato anche il coronamento di quei giocatori, e comunque ti dava un'impronta internazionale, fidatemi, molto importante. Quello è diciamo è il grande dispiacere, più per quanto mi riguarda, più dei 91 e i 95 della Juve. Comunque, che fidatevi, se avessimo vinto quella Coppa valeva di più dello scudetto. Nel calcio di oggi, che pesa tantissimo la vittoria internazionale, tant'è vero che dov'è la cattiveria adesso, il livore di alcuni, attenzione, ci sono anche dei gentiluomini, gli juventini, e che non ti danno un certo riconoscimento. Dici, è perché sono un po' cambiate le percentuali adesso, perché comunque le federazioni internazionali, la UEFA, spendono moltissimo in pubblicità, in promozione, quindi tu hai delle vetrine, cioè pensate adesso i sorteggi che cerimoniali, no? Hanno, quando venivano sorteggiate negli anni 80 erano molto più minimalisti,
Quindi oggi vincere un trofeo internazionale è importante. E la cosa bella che sta risultando poi da tutti i messaggi, proprio la conferma del ma noi che tifiamo a fare se non possiamo vincere? Guardate quante immagini vi sono rimaste. Per esempio, tu dici Pocio e subito arriva un messaggio contro l'Udinese, perché quello fu l'esplosione che non lo prendevano da nessuna parte, il gol che fece di sinistro, tutta la fascia, cade, si rialza, rotola, eccetera, eccetera. Le lacrime del Pocio non se le dimentico. Mi ricordo Lavezzi contro Allegri, di Coppa Italia, quelle sono bellissime. perché lui sapeva già di andare via e quindi lasciava con una vittoria. Lavezzi contro Allegri, quando Lavezzi poi anche da fuori al campo, perché gli fece rimbalzare, diciamo, il pallone contro, eccetera, eccetera. Quindi questo vi fa capire sì, però Valerio, la bellezza delle immagini. Mi fa piacere, però Lavezzi, che poi si è pentito, no? È un giocatore che si è fatto, tra virgolette, no? Schiacciare da quello che è uno dei difetti atavici del tifo napoletano, no? Della città. Mertens l'ha cavalcato e l'ha trasformato in un'ulteriore energia. Infatti ho detto, voi avete un ricordo che è vostro ed è molto bello, e anche il mio, sia caro, va benissimo, però a volte uno dimentica, sono 5, Mertens sono il doppio. Il semplice fatto che un giocatore aveva chiesto 2 anni prima, me ne voglio andare presidente, no, un altro anno me ne voglio andare, e gli ultimi 2 anni lui è rimasto, tra virgolette, per costrizione, ma anche per un patto, poi non è andato all'Inter, a parte che non c'aveva i soldi per prendere. Allora per me questo conta, a parte che spiegava tanti gol, che poi era un fancazzista incredibile, certe cose erano molto gioiose, quel gol a Cagliari rimane, è anche un gol però dove lui tecnicamente sbaglia il tiro e gli esce, perché la prende proprio, perché si sa che non segni se la prendi troppo bene. Eccola, però attenzione, è un giocatore che poi lui lo diceva, la fidanzata, sono soffocato, e detto Mertens se ne va perché De Laurentiis lo farà andare via, perché se gli offre la metà del contratto Mertens rimane, però stanno spingendo per farlo andare, ed è uno che dovrebbe rimanere come super dirigente, perché è importante che non essersi fatti soffocare della città. Questo è sinonimo di è una cosa che può spiegare ai nuovi arrivati: guarda, non fare questa cosa, se ti invitano là non ci andare subito, aspetta 5 mesi e poi magari ci vai e ti accompagno io. Allora, sono tutte cose dinamiche che lui conosce già. Per specificare, per esempio, una domanda del gioco che io ho preso come un gioco, attenzione, però per specificare, io scelgo, se voi dovete chiedermi il cuore, Lavezzi supera moltissimi giocatori, e cito uno, supera Cavani, che era un freddo a rivista, supera, che non bisogna manco metterlo sul piatto, Higuain, perché Lavezzi è sicuramente amato, la città l'ha sposata, poi è rimasto, non l'ho mai odiato, è rimasto soffocato, poi se n'è andato e poi ha detto io ho sbagliato, però perché ho sbagliato? Perché comunque andatevi a vedere quando lui è arrivato, era un ragazzino imberbe, giovane, anche sovrappeso, e poi la barba da brizzolare. Sì. È chiaro che oggi, oppure quando lui l'ha detto, aveva una maturità, una capacità di reggere certe pressioni che sarebbe rimasto, ma lui aveva quell'età quando succedono quelle cose. Quindi da un punto di vista umano, Lavezzi forever, sia chiaro, and ever. Però voi mi avete chiesto tecnicamente, Higuain sarà molto più forte di Lavezzi, aveva il passaggio, la visione di gioco, un tiro incredibile, no? Forza delle gambe come Lavezzi. Se voi, allora dice Guido, quelli che proprio ti hanno illuminato il cuore, ma io ti posso dire il cuore, ci sono stati giocatori che sono stati Blasi, i primi anni del Napoli, e direi dava il cuore in campo, chiaramente non fa parte non è paragonabile a Hamsik, però dava veramente l'anima. Una munizione a partita la spendeva. Come vedi che te lo ricordi? Ma non stavamo parlando del cuore. È chiaro che Lavezzi è rimasto poi è uno che non è andato in una squadra italiana, disse io me ne voglio andare, ma non in Italia, e quindi non arrivavano proposte. E al di là delle voci, la volontà dell'Inter di prendere Lavezzi ogni anno ci hanno provato. Tutti citano, andatelo a rivedere, sempre il gol del Cagliari, ma Lavezzi fece un gol a Milano, purtroppo non vincemmo con l'Inter,
che è un gol di una difficoltà e di una bellezza tecnica pazzeschi, dove c'è Con lo scavino. controllo, dribbling, ma una cosa bellissima, però non viene mai citato. Vabbè. Ma bellissimo là, più del gol che purtroppo perdemmo 1-2 in casa col Milan, quando lui da terra fece questo gol d'astuzia. Però quel gol con l'Inter era discontinuo, Ricordo male o era in maglia rossa? coefficiente di difficoltà 9,5, perché 10 vediamo proprio il massimo. Sì, la maglia del Toronto, no? Stiamo facendo abituare. Sì. Quindi birra Pacifico lo amiamo tutti il Pocio. Infatti, per esempio, il Pocio è bello quello che avete detto. Alla fine, vedete, dopo questa separazione quell'anno, ormai ci lascia solo non una grande gioia, cioè parlare del Pocio lascia a tutti noi, anche se non ha vinto lo scudetto, una grande gioia, perché poi non c'è stato il litigio, lui non è andato litigando, c'è stata una sofferenza, quell'immagine sotto la curva dove lui sfoga tutta questo secondo me combattimento interiore, no? Tra chi ha detto sì, non mi fa frega, ma devo andare perché non ce la faccio, e sì, però mannaggia, e quindi è bello, cioè, lo si ricorda con grande gioia. Poi lui in questi anni ha lanciato sempre grandi messaggi d'amore. Speriamo, io credo di no, perché è sempre stato tormentato il rapporto di Insigne dall'inizio alla fine. Ci doveva essere la conferenza venerdì, poi non c'è stata, anche questa cosa qui. Temo qualcosa che succederà, e sinceramente mi interessa quanto una puntata di Porta a Porta, ecco. Non avendo io la TV, potete immaginare quanto mi interessi una puntata di Porta a Porta. E come allenatore, visto che ci siamo tuffati nello storico e nella memoria degli ultimi 20 anni, Benitez, da quando io seguo il calcio, che non sono così anziano come papà, chiaramente Ottavio Bianchi. E ve lo dico perché è una cosa che ho sempre detto privatamente a Valerio. Non seguite, diciamo, i miei colleghi, ci sono delle verità storiche a Napoli. Se noi vogliamo vincere lo scudetto, a Napoli può vincere lo scudetto solo un allenatore freddo, perché siamo già noi calorosi, umorali, ci esaltiamo, pensiamo alle dirette all'inizio campionato, poi ci deprimiamo alla Serie B, abbiamo bisogno di una capapazza, che sia Maradona, Lavezzi, cioè una, due. L'allenatore deve essere freddo. Bianchi lo soprannominavano il martello. Allora andate, dopo questa diretta, andate a vedere su YouTube Galeazzi, grandissimo Giampiero, che intervista Bianchi un secondo dopo che lui dice l'orario 17 dopo la vittoria dello scudetto. Bianchi così, quasi che diceva sto dando fastidio, me ne voglio andare a casa, quando altri sarebbero spogliati nudi nel centro. Questo diventerà un meme. Bigon, sì, sarà un allenatore, il papà del nostro direttore sportivo. A Napoli serve un allenatore freddo. Dice, ma abbiamo avuto Mazzarri. Quando tu stai nella palude, diciamo così, e ti devi riprendere. Ti levi la giacca. Anche il Petisso Pesaola, mito assoluto, un uomo meraviglioso, genio del calcio. Però non vincevi. Detto, a Napoli per vincere serve un allenatore freddo. Per vincere, infatti noi vinceremo lo scudetto, vedrete, non quando avremo un fancazzista, la giacca, la camicia, la mutanda, come si chiama, un allenatore freddo. Quindi di tutti i miei allenatori, Ottavio Bianchi. E infatti quello che faceva rendere meglio quella squadra del ciottennio di ADL, Rafa Benitez, perché rappresentò, ma forse vogliamo vincere, cioè stiamo facendo sul serio, ci sprovincializziamo, costruiamo una squadra dall'impianto europeo. È durato 6 mesi il matrimonio, poi ha capito che non era quella l'intenzione del presidente e si sono separati. Nel passato ce ne sono stati grandi, tutti, l'epoca precedente alla mia, tutti ricordano per come faceva giocare la squadra, per la signorilità, per la compostezza. Lo citiamo sempre, Vinicio.
però io ero appena nato, quindi non ho memoria. Come Valerio non ha memoria del primo scudetto, era appena nato, ma sì, può averla dopo a posteriori, cioè con i filmati che si è visto e rivisto, ma non sul campo. Io parlo di cose che invece proprio io iniziavo ad andare allo stadio da piccolino, in tribuna stampa del decano dei giornalisti, che è il migliore amico della mia famiglia, che già mi portava e già sentivo, ma è spostato al libero, quando c'era il libero, come si chiama? Quindi gli altri giocavano le figurine, gli altri e il piccolo Guido stava in mezzo a questi decani di giornalismo e vedeva tutti questi schemini, io cercavo di capire, di copiare, ed ero piccolo perché mi dovevano mettere i cuscini, no? Perché sai che c'erano queste non è come adesso la tribuna stampa comodissima, no? C'erano queste banche di legno e quindi io non riuscivo ad arrivare perché ero un bambino e quindi c'erano questi cuscini per farmi arrivare alla... Poi te la troverò, la scannerizzerò questa foto e te la mando. Guido. Una domanda semplice per il piccolo Guido, grande esperto di numeri. Cosa ne pensa del gioco espresso da Spalletti considerando gli XG un po' bassini? Ma questo l'abbiamo detto dall'inizio del campionato. Se probabilmente dipendono da vari fattori, no? Innanzitutto noi non abbiamo determinati killer, basti pensare, non è che Politano poi all'Inter era l'ira di Dio, se no se lo tenevano, no? Non è che Lozano, eccetera, eccetera. E quindi già tu non hai un parco giocatori che ha nel suo, diciamo, repertorio la capacità di Cristiano Ronaldo di essere così chirurgico nei tiri. Una di queste caratteristiche che stava migliorando quando Fabian Ruiz sta, oltre che a verticalizzare e velocizzare un'azione, nel calcio italiano abbiamo detto è molto importante avere tempi di gioco rapidi, perché vedete, non è poi alla fine importante quanti tiri fai e solo come li fai, ma la qualità del tiro, non solo nel senso che prendi bene o meno il pallone, perché è chiaro che se tu tiri, per esempio il tiro di Rachmani è un tiro tutto sommato, anche se lui arriva in corsa eccetera, che ti dà la possibilità di avere tutto lo specchio della porta, cosa diversa di un tiro quando tu sei totalmente defilato, perché ha detto sì, il portiere si deve proprio addormentare sul suo palo, ma tu solo lì puoi tirare, no? Quindi basta avere un buon piazzamento. Quando hai tutta la porta, pensate alla scorsa partita, quella punizione, abbiamo detto peccato che non c'era Maria Rui, una punizione defilatissima, la può tirare solo un destro, un sinistro, a meno che si vuole fare quel tiro che poche volte si fa, no? Cioè tu sei da questa parte del campo e via un sinistro tira. Se poi sei Maradona aveva una capacità, parlando un po' di calcio, di fare qualcosa che non si vede più, cioè di riuscire a fare sia la punizione sul suo primo piano da sinistro, ma lui fece tanti gol tirando addirittura sul secondo palo. Andatevela a rivedere, che erano bellissime punizioni, però devi avere una classe in mezzo. È diverso che la batta un destro, perché un destro dovrebbe battere una punizione a girare così che sai che può andare solo su quel palo, perché chiaramente sull'altro palo il portiere rimane fermo e te la blocca. Detto, però quante punizioni abbiamo viste in quel modo? Rarissime, che dalla parte sinistra per un sinistro vengono battute. Ecco, traslando su quello che dicevamo noi, chiaramente quanto più specchio della porta tu hai, tanto più specchio della porta il portiere deve coprire. E quindi per coprirlo è sempre quel trade-off che deve stare alla giusta distanza tra dentro e fuori. E vi ho invitato una volta ad andare in una porta di calcio e vedere che mica è così facile stare fuori, perché sennò veramente ti prendi tanti gol da sotto la traversa. Ho detto, noi ce l'abbiamo storicamente questa cosa, quindi più di un allenatore noi spesso produciamo tiri con coefficienti molto alti di difficoltà. Poi la prossima volta lo prepariamo, perché un anno mi divertì a fare tutta una serie di schemi, lo mandai a Chiariello eccetera, che la nostra tipologia di gol erano tutti molto diversi, ma la nostra tipologia di gol subiti erano tutti uguali. Tipo noi avevamo preso il 98% dei gol dentro l'area piccola, e grazie al cavolo tu poi prendi gol, perché se tu fai arrivare così in profondità un attaccante, cioè quando tu stai a 7 metri dalla porta, e spesso comunque non facevano gol, però
prima o poi lo prendi a quella distanza della porta, quindi non è un discorso, e poi devi mettere l'impegno degli avversari, questo comunque c'è. Per esempio, vi invito da ora in poi a vedere quanti tiri ci murano, e questo è un difetto, perché i tiri murati poi non vanno nella statistica, non sono né il tiro a giro, né il tiro solo gol, né il tiro parato, è semplicemente un tiro che non entra nella statistica, il tiro non è né fuori né dentro lo specchio né palo, è semplicemente perché non lo puoi stabilire quando è murato, se andava fuori o dentro, e quindi non esce proprio dalla cosa. Ringrazio ancora Paolino. allora, Raro 79 punti non andare in Champions League, statistica. Quest'anno cominciamo a ragionare. Chiedo scusa, 81 è una soglia, 81, però vedrete quando mancheranno 10 giornate sarà molto facile per fare tutti i calcoli, che non è la griglia della nostra squadra, è molto più complesso, però si sta andando, cioè tutte le squadre tranne la Juve, in cui non fate questo, hanno più punti, molti più punti, l'Atalanta, l'Inter, anche lì. E il problema, voi state facendo i conti senza l'host, e ve l'ho fatto vedere proprio l'altra volta, quel famoso articolo, ho detto noi com'è che non riusciamo a vincere 3 partite di seguito negli ultimi... Voi state facendo i conti come per Napoli sia la base, vince 6 partite di seguito sempre, non è così. Noi abbiamo difficoltà a reggere per un lungo periodo quelle pressioni. Quindi calma e gesto, invece ragioniamo sul corpo a corpo, però diciamo senza considerare la partita da recuperare, Valerio, quindi non gli metto quei punti, ma con la partita l'Atalanta l'anno scorso aveva fatto 37 punti, ne ha 41, potrebbe averne 44. L'Inter ne aveva fatte 47, ne ha 49, potrebbe averne 52. Il Milan ne aveva fatti 49, ne ha 48, un po' meno. E il Napoli infatti ha 6 punti in più rispetto all'anno scorso. Quella che delude è la Juve. Pensate, la Fiorentina con partite da recuperare, cioè 2, cioè 10 punti più dell'anno scorso. Però il punto è che, attenzione, negli ultimi 3 campionati il Napoli non è una squadra che ti dà la garanzia di dire vince 4 partite, poi ne pareggia una, poi ne vince 3. Noi abbiamo difficoltà a vincere 3 partite di seguito. E quelle 8 partite a inizio campionato record insieme a Sarri sono un'eccezione, ed è anche sbagliato fare il confronto Spalletti-Sarri, non solo perché il campionato è diverso, c'erano avversari diversi, meno guarditi, anche perché Sarri era il terzo anno, Spalletti il primo. Sarri erano giocatori che aveva aggiunto Sarri solo Allan e Usai, ma poi era la squadra, perché era tornato Pepe Reina, era la squadra di Benitez, e quegli giocatori stavano da 5 anni a Napoli e da 3 anni con Sarri. Quindi altro elemento da prendere in considerazione è che confronto, però la Juve era la Juve, ma l'Inter era molto meno forte, il Milan era molto meno forte, la Roma meno forte, però per dire, era il terzo anno dello stesso allenatore che giocava molto sugli automatismi settimana per settimana, però è il record di tutti i tempi del Napoli che tu vai a prendere, di nuovo all'eccezione. Quindi Spalletti è riuscito a eguagliare il record di tutti i tempi il suo primo anno. Questo potrebbe far ben sperare, perché tu dici, già al primo anno una volta è riuscito a fare una striscia di 8 risultati consecutivi. È una buona base per costruire il futuro. Io la vedrei così, Valerio. È una buona base. Se vogliono continuare il futuro, perché ogni allenatore è sempre il migliore. Un saluto a The Fly, un saluto da un interista con grande amore per il Napoli. State giocando veramente bene. Voi avete fatto 2 colpacci che io dissi a Valerio. Avete preso il grande dirigente della Serie A, e quando io l'ho preso l'Inter disse ora vedrete Juventini quanto vi valgono i vostri prati, con grande signorità, non è che perché Marotta è il numero 1, e tutti che piangevano per Conte o le altre cose. Inzaghi è uno ambizioso, è uno che fa le competizioni, tant'è vero che non siete andati a fare figurelle in Champions League, vi siete qualificati, e l'Inter sta giocando fa fare molti gol a molti giocatori, ma come ha perso Lukaku, quello là che non ne azzecca uno, lì si è indebolito, il Napoli ha risolto le multe, ha confermato tutto. L'Inter sta giocando bene, io non lo dico toccate, fa tutto quello che volete per buttare Malagura, lo dico proprio con grande serenità, lo può solo perdere perché è la più forte, e soprattutto non ha un allenatore sclerotico che spreme, che stressa i giocatori. Poi
vincere è sempre difficile, però per me era molto semplice, favorita, ma sta giocando meglio rispetto all'anno scorso. No, lo dicono Ci sono state tutti. molte partite dove ha giocato veramente. L'Inter a Roma è andata, ha fatto un partitone, ha fatto 3 gol bellissimi, bellissimi. Poi la Roma ne prende pure tanti, però comunque li ha fatti. Sta giocando bene, noi gli abbiamo dato quella consapevolezza con la nostra sconfitta di sbloccarlo un po' in testa, e sono 9 vittorie consecutive, Valerio, dopo quelle 9 consecutive. Però occhio che Inzaghi e Marotta possono aprire un ciclo. Proprio perché non è sclerotico e non spreme nel subito, ma magari sul lungo. E richiudiamo il discorso ritornando al fatto di Spalletti. Ti sembra freddo? Non ti sembra freddo? Magari non esageriamo, però è abbastanza composto. Freddo, voi non sapete che cos'era Bianchi, freddo è un'altra cosa, ragazzi. Freddo è freddo, cioè, ma proprio anaffettivo, lo dico insomma come un complimento. Spalletti insomma è molto altro che freddo e passionale. Semmai fuori dal campo, anche se l'avete sentito che pure lui quando non ci sta il pubblico, pure anche Spalletti, tutti danno indicazioni. Semmai non si toglie la giacca, non si toglie la mutanda, l'orologio, queste buffonate qui, no, però no, ma va bene per quello che dobbiamo fare noi adesso, va bene, cioè per il quarto posto va bene, perché poi fa giocare bene la squadra, valorizza, vedete quanto sta facendo giocare Elmas, insomma, per dire, vabbè, che ogni campionato ha una storia a sé, gli infortuni. Ma era inevitabile che prendesse minutaggio. Però Elmas l'anno scorso aveva 552 minuti, adesso solo il campionato nel 1078, no? Alla fine, per dire, Di Lorenzo, siccome si cita Di Lorenzo, che però aveva saltato una partita per squalifica, ha fatto 1916 minuti 2014, però 2000. Perché questi 98 in più, perché aveva accumulato una squalifica. Va bene, Petagnone di meno, ma non si erano ancora fatti male tutti qua, invece l'anno scorso si erano già fatti male tutti. Godiamoci una partita dopo partita. Oggi non mi è piaciuto l'arbitraggio, Valerio? Male. Non ne abbiamo manco parlato, ma male. Sì, non ne abbiamo parlato. Poi mi ha scritto una Juventina dicendo che l'ho delusa perché non avevo parlato del fallo su Morata. Mi sa che una tua iscritta in segreto dell'ultima ora, perché non sa il discorso sulla trasferenza che io faccio. Non ci mettiamo a parlare di tutti i falli, c'era fallo su Morata, sul petto di Morata, no? Il punto è che il fallo che io ho segnalato su Mertens, e oggi Mertens gli hanno fatto 5 falli sulla caviglia, 0 ammonizioni. Insomma, di 5 rigolini 2 ce n'erano, però poi Gerardo Marino riuscirà come sempre a estrapolare manco un replay ci hanno fatto vedere, tranne l'abbraccio a Petagna. Vabbè, il punto è che il fallo che io ho segnalato è una cosa che io cito nelle famose regole non scritte del calcio, che vanno benissimo, no? Faceva pure Bruscolotti. A un certo punto il giocatore ti sfugge, non Neymar che ti umilia, che deve fare quei giochini solo per far vedere che lui è bravo, no. Il giocatore che ha trovato la zolla, Mertens, ha trovato anche il gol, ha trovato la posizione, come si dice, e non lo stai prendendo, e tu arrivi fino a 3/4, gli fai sentire, se fosse stato Chiellini avrebbe fatto Chiellini, non c'era Chiellini, Bonucci, non c'era Bonucci, hanno mandato De Ligt, boom, te ne vai 5 minuti fuori, perché devono far sentire... va benissimo, sono quelle regole del calcio non scritte, perché comunque è un calcio anche uno sport duro, però esistono 2 cosettine gialle e rosse che le hanno inventate per questo. Se poi tu non mi dai il giallo, allora io l'ho fatta sono autorizzato a rifarlo, lo rifaccio, arrivi allo 78esimo, 88esimo, bello e buono che prendi una munizione, invece tu lo fai perché fanno parte delle regole non scritte, però purtroppo te ne torni a casa con un giallo, in modo tale che se vieni una volta puntato a un certo punto devi decidere cosa faccio, come le ultime partite di Anguissà, vedete come si doveva scansare. Quello non mi è piaciuto. E il capannello finale, perché sennò vi devo dire, il gol della Juve è irregolare. C'era il braccio e poi la mano, proprio netto. Non mi sono messo a toccare. Quella cosa che ho segnalato, Valerio, è perché lì non c'è interpretazione, cioè quello è il regolamento, bello semplice.
non c'è da discutere, non c'è di no, ma lì il tocco era lì per il rigore, non è giustificato, quello è semplice, semplice. Protocollo. E il finale, perché hai rovinato un finale di una partita sostanzialmente corretta, che viene vista in tutto il mondo, una finale Juventus-Napoli, Napoli-Juventus, scusa, non finale, partita, è la più venduta in Italia, perché i napoletani stanno in tutto il mondo. Quindi è la partita che ha Specialmente in Canada. Esatto, adesso 150 nazioni, e tu devi pensare anche da un punto di vista commerciale, cioè di tutela del marchio Serie A Team. Ecco lì il giudice sportivo, l'arbitro si deve fare. Non mi è piaciuta questa cosa. Poi se vogliamo metterci là, allora posso dire che su Politano era fallo sul polpaccio, no? La Juve ha fatto l'azione, poteva pure essere pericoloso, non mettersene tutte le cose. Ho preso 2 casi, rigori, perché sono casi simbolo. Oggi non li prendo manco in considerazione, perché nel secondo tempo li soffiavi e andavano a terra, e tu no. Sono arbitri senza personalità, non li vedo neanche particolarmente bravi, carismatici. Spero che si facciano, ma se questo è il buongiorno che si vede al mattino, avremo tante notti oscure nei prossimi anni. Non mi sta piacendo. Poi nulla di scandaloso, non è che dice rigori, però cioè, preferisco un arbitro che sbagli, perché si può sbagliare, però dimostra di avere capacità di tenere la partita, equità, serietà, carisma, quello che è più comunicativo, quello che comunica. Io li vedo proprio mediocri e basta, che è la cosa peggiore, perché anche Collina esordì Collina fece un errore clamoroso che non si è più rivisto in un Roma-Napoli, un calcio di rigore col doppio tocco della Roma, me lo ricordo ancora, che era da annullare, andatelo a rivedere. Però Collina passa per il migliore arbitro, aveva molta personalità, e quindi anche gli errori di Collina nessuno ha mai messo in dubbio poi quello che ci ha fatto col Dnipro, però è un arbitro che è passato per avere grandissima personalità. Quando lui ti guardava negli occhi, quando ti stringeva, ecco, io non vedo arbitri con personalità, perché l'errore ci può stare, no? Soprattutto se ad alto coefficiente, perché poi Valerio, a volte quando si fanno quello, tu devi vedere se l'errore, ecco, quello di De Ligt su Mertens non è manco un errore, perché è una cosa a campo aperto, stai lì, lo vedi e non devi interpretare nulla. Cioè, ci sono delle situazioni che sono difficilissime da valutare, no? Sono sfumature, allora quello dice che quant'è quella situazione, coefficiente di difficoltà di valutazione 9,5, non la puoi paragonare con una cosa coefficiente di valutazione di difficoltà -1, 0, no? Sì. Facciamo degli errori in queste partite da -1 banalissimi, e allora ho detto, se si sbagliano queste cose figuriamoci, perché a volte ci sono delle situazioni intricate, no? E non va bene. Anche oggi tutto sommato una partita semplice, perché non puoi dire che la Sampdoria ha fatto fallacci, catenacci, ci sta, il calcio è uno sport di contatti, ci sta qualche contatto in area, tutto nella normalità. Mediocre. Non è stata una partita che si è incattivita, non ci sono stati, anzi quasi sempre fair play, sceneggiati. Io mi aspetto, quando andremo col Cagliari e col Torino, saranno i casini, dove serve un arbitro bravo, però mediocre, Valerio, lo dobbiamo dire, di una partita semplicissima da arbitrare. Sì. Alessandro nel frattempo ti paragona la sconfitta del Verona con la Salernitana al cinema distopico di Philip Dick. Però no, Philip K. Dick è stato un grande scrittore insieme a Asimov di fantascienza. Il cinema, l'ho detto. Poi no, comunque il cinema Stai tu qua, quindi il cinema ha vinto una ventina di film, di cui il più famoso e l'unico, diciamo, meritorio è il celebre Blade Runner, perché ci sono anche dei meriti e schifezze. Anche un film che però è carino, l'unico difetto che secondo me fu fatto in rotoscopic cartoon di Richard Linklater, grandissimo regista, che si chiama Scanner Darkly, che ha un cast pazzesco. E dici, ma perché l'hai fatto in rotoscopic cartoon, no? Cioè, quindi girato in live action, e poi hanno ridisegnato, soprattutto c'è anche Kenny Reeves, i protagonisti con questa tecnica. E quello è tratto, per esempio, Minority Report è una short story, ma proprio short, che più short non si può, di Philip K. Dick. Poi il film è celebre di Steven Spielberg con Tom Cruise e soprattutto Max von Sydow nella parte che non vi dico, perché chi non l'ha visto deve scoprirlo. E ci sono i 3 precon che hanno i 3 nomi dei grandi
scrittori di gialli, Agatha, Arthur, Conan Doyle, eccetera. Però poi mi metto per il cinema e Valerio mi cazziera. No, vabbè, ma io Alessandro come lo fermo? Quello mi mette con le spalle al muro, io lo ringrazio sempre per il supporto. Stefano ti chiede perché non hanno mai fatto giocare Ghulam e ora fa 2 partite di seguito per intero. Se non sbaglio, questa domanda ce la facemmo anche l'anno scorso. Sì, perché non va. Voi dovete guardare con attenzione le partite. Cioè, quando lui non ha perso palle in attacco, poi non riusciva a ritornare. Il ragazzo è meraviglioso. Infatti, oggi è rimasto spesso dietro Valerio. E le hai detto: ho visto una cosa tua. Ho detto: speriamo che ritrovi il Ghulam esplosivo, ira di Dio, che praticamente dovevi rizollare quella faccia di campo dove passava su. Scordatevelo. A parte che è diventato più vecchietto, ma proprio scordatevelo, perché 3 operazioni, 4. Ah già, noi l'età non la citiamo mai in questa cosa, ma anche lui è 91. Anche lui 91, come 91 punti, come è finita. Anche lui. Perché dovete stare attenti a vedere tutte le fasi di gioco, e se vi andate a vedere soprattutto il primo tempo, quindi è successo 2 volte e poi lui non l'ha fatto più, che non è riuscito a recuperare, quelle andavano molto più veloci, chiaro, aveva un ragazzino. Poi può darsi che in questi mesi dove non ha giocato, perché è un pochino più di condizione, quindi non lo sappiamo come è stato 3 mesi fa, perché se sta oggi così, figurati 3 mesi fa come sta, no? Che sia un ragazzo serio, sì, pare che sia un uomo meraviglioso, di grandissimi valori umani e ancora che sportivi, sì, che sia stato un grande talento, probabilmente neanche che noi potevamo permetterci, anzi diciamo nella sfortuna è stato, perché poi rischiava di fare un campionato eccezionale, tu veramente se lo venivano a prendere, non come Usai lo vuole il Barcellona, il Bayern Monaco, il PSG. Ghulam andava veramente in queste squadre. Fabio Versatile, benvenuto. Sono molto contento per lui. Cosa fa l'esperienza? Che lui ha capito che perché poi la tua testa ragiona ancora che tu riesci a fare certe cose, no? Quindi sei portato per e poi con l'esperienza lui ha trovato sempre la zolla giusta per difendere bene. Ha fatto 2 partite secondo me di grande pulizia tattica, però io invece sono meno entusiasta per quanto riguarda la condizione, forse perché guardo troppe cose che ripeto, non perché il ragazzo non lo vuole fare o vuole colpevolizzare, per ora quelle sono le gambe, e sono molto contento invece che lui ha capito certe cose e si è regolato in base a quello che riesce a dare in questo momento. Gestirsi, sta anche lì l'intelligenza. Però ricordate questa regola, no, che sta fermo perché non può correre per tutta la partita. Ricordatevi questa cosa, a meno che un allenatore in quel momento sia totalmente ubriaco, fradicio, ma forse anche in quelle condizioni, nessun allenatore non schiera i giocatori migliori. No? Poi tra l'altro non è che si tratta di giocare 50 attaccanti come vorrebbero quelli delle figurine, no? Quindi vedete che Spalletti è molto attento sia da un punto di vista tecnico che umano a valorizzare la sua rosa. Quindi significa che era in condizioni ancora più deficitarie, però noi dobbiamo essere contenti innanzitutto che è tornato in campo, lui è molto amato, sta facendo 2 partite di pulizia, però abbiamo bisogno che Mario Lui si negativizzi, abbiamo bisogno di ritrovare 4-5, siamo proprio stretti, ragazzi. Cioè noi non abbiamo la Coppa, abbiamo vissuto prima la Coppa d'Africa, prima che arrivasse la Coppa d'Africa, e sono fatti male, ma abbiamo la Coppa d'Africa e Super Covid, ma non abbiamo mai avuto tanti casi contemporaneamente di Covid, tanti giocatori, mi sembra concedere un po' troppo. Senti, fammi leggere per anzianità, io lo leggo, perché come Ghulam per anzianità merita anche tutto il nostro rispetto e affetto anche oltre la prestazione, io lo leggo per anzianità, Fabio, ma è esattamente quello di cui abbiamo già parlato, quindi che io torno indietro e lo rileggo è ridondante, ma ti voglio bene, quindi arbitraggio a dir poco fantasioso, forse migliore partita stagionale diretta di bello, introdurrei le espulsioni a tempo, doppio giallo 3 minuti, rosso 5 e magari si perde una
sostituzioni. Interessante. Io sono molto contrario a questa cosa qui, te lo dico dal tempo, perché Fabio non stai ragionando. Fabio posso dare del tu, perché tra l'altro fece un gesto troppo di cortesia in occasione di una sua evento importante che non merito, continuo a pensare che non meritasse, perché prima devi risolvere la questione di trasparenza, poi devi risolvere la questione che ancora, nonostante le promesse, non la vediamo, di una certa uniformità all'interno di tutta della stessa partita, no? Poi, perché rischi di fare casino su casino, tu pensi con questa situazione poi delle partite, vedi delle persone squalificate e quindi le pane altre, no? E poi diresti perché con la Juve non è uscito e invece con la Salernitana l'avete squalificato 3 minuti. Mamma mia, veramente. Prima non sta pensando quadridimensionalmente. ma non perché Fabio non è bravo, è perché ha un difetto, è onesto, ragiona da persona onesta e ingenua, e invece tu devi ricordare esercizio del potere, vedi, non ha pensato. Quando noi facciamo un ragionamento sul calcio lo facciamo giusto, poi dobbiamo morderci la lingua a dire esercizio del potere, allora ragioniamo in funzione del... Quindi prima dobbiamo risolvere alla fonte e poi, quindi ogni cosa può essere giusta o sbagliata, ma se non risolviamo questi due macro problemi rischiamo di far casino su casino su casino. Allora, io devo dare un bacio a Rita, che mi fa piacere vedere, ci sta raccontando degli ultimi like che stanno arrivando. Ragazzi, ultimo sforzo perché io sto per chiudere, devo andare a dormire per 50 ore. Ma quando mai, Guido? Io devo fare prima l'analisi tattica che deve arrivare di mattina presto, quindi si dorme più in là, non c'è nessun problema. Ovviamente Stefano, sì, sto leggendo, ragazzi, io leggo tutto, mentre leggo ascolto Guido, mentre ci sono migliaia di commenti e cose varie, vi leggo su complimenti e domande interessantissime, ce ne siamo veramente... Oggi mi è stata più difficile di altre volte selezionare le domande perché tutte erano veramente interessanti e il livello si è alzato in una maniera veramente difficile da controllare. Io voglio ringraziare Guido Gentile per la sua presenza, per la sua preziosa disponibilità, perché ragazzi, cioè... C'era una domanda, per esempio, Guido, qual è attualmente il giornalista sportivo napoletano per quale nutri la maggiore stima? Io vi dico una cosa senza fare nomi: c'è chi si fa pregare, ok, e magari non ne avrebbe nemmeno il diritto, ma non dico solo da me, dico in generale, si vede, si subisce via TV che ti sta facendo un piacere a dirti la tua. Te lo dico, della vecchia scuola è il numero uno, ma e poi c'è Guido, è gravo, è intelligente, ironico, è molto anziano, è elegante, scrive bene, conosce il calcio, ormai lo sa interpretare anche unendo gli aspetti umani. Secondo me è il numero uno. Parlo del giornalismo napoletano, chiaramente, come per me non ha nessun valore i premi, la classifica nell'arte, anche qua è puramente affettivo, quindi non è, nessuno si deve offendere, è Mimmo Caratelli. Se io devo fare, è sempre un piacere leggerlo, è un signore, e poi nel corso degli anni ha guadagnato ironia sempre più scoppiettante. Sempre del nostro mondo napoletano, perché è un signore bravo, equilibrato, parte una volta che Paolo Eugenio, lui non rispose, voleva litigare con lui e rimane sempre fuori dai litigi, e Antonio Corpo, e sono i due decani, diciamo, di un giornalista che qualche anno più di me, anche se non fa, diciamo, analisi, opinione, mi sembra che però stasera stava nelle domande, lo trovo educato, uno che non racconta stronzate alle persone, e Modugno. Francesco Modugno lo trovo una persona cioè che aggiunge qualità al mondo del calcio e non veleno. Non perché ospita Valerio, tra l'altro è tifoso del Torino, quindi mettiamo come guest star Silvermele. Mi sembra una persona sempre
una spanna superiore rispetto al casino che ci sono troppe trasmissioni, è preparato perché poi lui è uno sportivo, segue anche altri sport e questo facilita, no, la comprensione dello sport. Lo vedo su una spanna superiore. Però diciamo, se la prima persona che io leggerei è Mimmo Caratelli, è grandicello, ha una storia, perché è veramente un fuoriclasse, cioè tu davanti a queste persone dici grazie, no? E poi perché mi piaceva come l'Italo Chiun della mia generazione, no? Di quando io ero giovane, questa gente che ha trasmesso valori umani attraverso lo sport, no? Perché arrivava lo sport come apice in una carriera, non perché vuoi andarti a vedere le partite gratis, come succede, no? E questo tu lo percepisci. Se ve lo dico, se voi andate a recuperare su YouTube i filmati della domenica sportiva, già come era strutturato narrativamente il servizio era molto elegante, non è le sequenze delle azioni cronologicamente, ti fa capire che lavoro c'era e ognuno aveva la sua impostazione diversa. Quindi comunque abbiamo ancora delle firme, Modugno è uno che insomma che sta fuori a Castelvolturno, però ecco, anche quando sa che vorrebbero certi colleghi delle informazioni, lui non è mai dice no è quasi è guarito, dice, cioè lo vedo attento a non scadere nel qualunquismo più. Poi Insomma, pur stando lì, lui si mantiene più possibilista senza dare verità assolute rispetto ad altri che non ci stanno là e dicono è successo così. Lo so che voi vi aspettate, ma a me non piace quelli là di troppi soprannomi, perché il soprannome a me piace nella vita, sono uno che ne dà parecchi, però hai capito, te lo devi guadagnare, cioè ci deve essere una storia nel soprannome, no? Anche questa deriva che ci fu, non lo voglio nominare, che tutti i giocatori dovevano avere questi soprannomi banali, è sbagliato, non è così, perché ci può essere una persona che non ha delle caratteristiche umane, tecniche, tattiche da elevarsi ad avere il soprannome, no? O questi non voglio usare quelle espressioni che ormai sono diventate patrimonio comune e negativo, no, quel tipo di giornalismo non mi piace, secondo me ha abbassato il livello, non li nomino perché io nomino solo quelli che secondo me come il Ghezzi, quindi non mi spiace deludere, ma lo so, sono quelli che poi creano più entusiasmo perché vinciamo qua, però io preferisco, ci sono stati dei momenti dove Mimmo Caratelli, soprattutto negli anni di Sarri, insomma si è sbizzarrito e c'è stato un periodo l'anno scorso che fece una rubrica sul tutto in punta di ironia il chiosco di Mergellina, dove quello aveva detto, e c'è una citazione di un editoriale di Guido Trombetti, ex rettore dell'Università di Napoli, che aveva citato un'idea che uno dai fondi del caffè aveva predetto una partita. Questo secondo me è bellissimo, cioè quando tu attraverso il calcio prendi una delle caratteristiche tipiche del popolo napoletano, no? La smorfia, che comunque è stata rivisitata in chiave ironica da un professore di matematica, perché il professor Trombetti è un professore di matematica, quindi ha un'altra impostazione. Ecco, questo secondo me è quello che cerchiamo di fare. Io sono un servo della gleba rispetto a questa, cerchiamo di fare con Valerio. Qualcuno di voi l'apprezza, alcuni no. È vero, la partita è centrale, però a volte diventa il presupposto per inserire qualche altra cosa. Ecco, io ho avuto questo tipo di impostazione e chiaramente vedendola ad alti livelli come queste persone che vi ho nominato, mi piace perché così è stato veicolato il messaggio della napoletanità, che viene spesso sbandierato, però è sbandierato senza invece dargli contenuto. In questo modo, se lo ritrovo, poi te lo mando, lo ciao, perché non è mio, ma era divertentissimo dei fondi del caffè che dove vedevi, perché poi è una citazione, per chi come me ha fatto liceo classico, dell'oracolo. L'oracolo di lei, quindi vado in brodo di giù. Però ci sono delle belle persone. Purtroppo, e dici Guido, ma sono tutta gente che non va in TV, tranne i moduli. Mica il problema solo tu dici Guido, perché purtroppo abbiamo costruito un sistema dove è molto più, come posso dire, conveniente urlare, il litigio, che poi sia vero o non vero mi interessa, quello là
che insulta i napoletani, che non è che un juventino, non so, non si è mai capito, che lavora per Confindustria, quell'altro che con dei vari soprannomi napoletano che litiga nella trasmissione di quello lì che tipo monnezza, tutta qua, non aiuta il calcio, però dice come mai non ci sta, infatti manco più Corbo sta in TV. Ma alla fine Guido te lo ha spiegato il finale di Tenet, questo... Ne parleremo, perché ne parleremo dopo quanto siete stati belli, infatti sto pensando di fare dei micro commenti, uno di questi micro commenti deve essere il Miglio Verde che mi ha chiesto una persona, poi il prossimo macro commento, vediamo se esce tra domani sera, è Don't Look Up, perché insomma tutti vogliono sapere il mio parere di tutti, certo, pochi, certo. Tenet ci dobbiamo divertire con Valero, dobbiamo fare uno speciale, e oggi un amico, perché si è firmato amico Bellino, ha detto Guido, ma che ne pensi di Quarto Potere? Ma come? L'ho nominato nei film del mio anno, dell'anno scorso, e a questo punto forse dovremmo fare, però io non so, Valerio, lui ha un ritmo incredibile, riesce a fare un video al giorno, lo invidio da morire, nel senso, perché devi avere non solo una capacità, ma proprio, perché poi ragazzi guardate che montare e esportare è lungo come processo, quindi avere un'organizzazione del lavoro, voi vedete il risultato finale, invece è una rottura di scatole, però lo si fa con amore, quindi io li sto segnando, no? Quindi non è che verrete esauditi tutti come sto facendo, ho detto vedete le mie promesse le mantengo, mi dovete dare un po' di tempo ma le mantengo, quindi Don't Look Up e poi Tenet, perché in tutto poi questo Lola Tenet, corre, che io avevo recuperato, perché tu Lola corre, è bellissimo, Franca Potente, eccetera, eccetera. Sto recuperando tutto il discorso della soundtrack, perché io Lola corre lo guardai in italiano, l'ho ritrovato qui, però non è in inglese, è in tedesco. Tedesco, e ti ho detto, io lo vidi a Venezia. Certo, però in italiano è stato doppiato. Ho il dubbio, e te lo chiedo a te adesso in diretta perché non ho avuto modo, non lo hanno ridoppiato in inglese? No, io allora scusa, quando ho l'opportunità, siccome non sono un feticista come Tarantino, no, di vedere il film così come è stato girato in lingua, esatto. Non ho minimamente, diciamo, quel feticismo, quella curiosità oppure quella malsana perversione di vederlo in italiano, perché già tutto ciò che riguarda il passato, no? Tu devi fare poi uno sforzo, perché poi un po' ti sei affezionato a determinate battute, quindi io non voglio minimamente poi vedere lo scempio che è stato fatto. Siccome, come ti dissi, quel film io l'ho visto proprio in anteprima ai festival, vengono proiettati nella lingua come sono girati, e poi nei sottotitoli della nazione che li ospita, già ve l'ho raccontato. Qui non l'ho mai visto in italiano, in inglese, pensa, o in inglese, io l'ho visto in tedesco con sottotitoli in inglese, e poi me lo sono rivisto proiettato a una mia rassegna, perché mi piacque moltissimo, fece una rassegna quando ero giovanissimo lunedì, in tedesco con sottotitoli in italiano, se no mi tiravano le sedie appresso, ho detto ti vogliamo bene Guido, però troppo in tedesco, quindi non lo so, io l'ho visto solo in tedesco, ma te l'avevo detto che quella regista è tedesco, il regista di Profumo. Sì, ma io ricordavo il cast anche, e ricordavo che era tedesco, però ero convinto di trovarlo in inglese, perché ho detto magari anche loro fanno il doppiaggio, c'è anche invece no, le sequenze a fumetti all'interno del famoso urlo me lo ricordo benissimo quel film, perché voi dovete sapere che quando si va ai festival, se siete il Guido Gentile della situazione, vi vedete 7 film al giorno, non quelli che dicono e poi stanno agli aperitivi, quindi in un giorno è impossibile che tu sei fortunato, vedi tutti i bei film. Allora se tu capiti che a prima mattina o a ora di pranzo sei visto i bei film, sei fortunato, perché parte bene la mattina, ma stai sicuro che poi a fine giornata qualche fregatura. Quel giorno mi ricordo che era partita malissimo la giornata, e quel film lo vidi alle 10:30, e quindi ho un retrogusto meraviglioso, perché vabbè, a fine giornata te ne vai contento a casa, quindi anche come si trova nella tua programmazione all'interno della giornata, perché inizi alle 8:30 o alle 10:30 e finisci a mezzanotte, se no addirittura più tardi se c'è il film di mezzanotte, tipo, mi ricordo un anno il film di mezzanotte era Macete di Rodriguez, che si incazzarono i miei colleghi conservatori perché
avevano fatto sto film, dicevano, non è un film da festival, Macete, che era chiaramente fuori concorso del fraterno amico di Quentin Tarantino. Voi sapete, Macete nasce come finto trailer all'interno del progetto Grindhouse, i due film Death Proof e Planet of Terror, Rodriguez Tarantino. C'erano 5 finti trailer di film che non sono stati realizzati. Uno di questi film invece poi l'ha realizzato ed era Macete con Danny Trejo. Ma abbiamo sforato, stiamo parlando di altre cose. Sì, Tenet, sì, va bene. va bene. Comunque recuperatela, Valerio, anche se è un altro tipo di soundtrack, la principessa e il guerriero, quando avrai tempo lo vedrai, perché ti può stimolare delle cose per diciamo, la tua carriera di musicista. Io apprezzo, prendo, porto a casa, gli amici mi credo che in ricordano inglese, perché quello è il titolo tedesco, in inglese sia più, non è commerciale, ma più il guerriero, sempre con le, perché lui ha una poetica particolare, poi c'è un utilizzo della musica interessante, quindi ti può far venire delle idee per le tue future canzoni. Signore e signori, Guido Gentile. Buonanotte a tutte, a tutti e anche a chi non c'è. In futuro però passerà e si sentirà salutato. Vedi? Sentitevi già salutati. Sentitevi già salutati. Straordinario. È vero quello che avete scritto, cioè avevo salutato un'ora fa praticamente per salutare, ma poi tra le vostre domande interessanti, tra i cosiddetti noi fuori onda, i fuori programma, dove poi sforiamo nella musica, nella cultura, nel cinema, nel teatro, nei libri anche in questo caso, e come faccio a fermarmi se non mi ferma proprio la fisiologia, perché poi quando mi devo fermare va bene così. Vi bacio fortissimo, abbiamo vinto, non ci dimentichiamo che noi parliamo del Napoli, abbiamo vinto, la sigla sta qua, dove sta, siamo pronti, c'era il rischio, ma Spalletti. Vi bacio forte, a presto. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla Fluido.net e magliette, le cose insomma. ValerioFluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa, alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non